Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo in questa giornata di ripresa un po' particolare che vede appunto i giornali non in edicola, essendo ieri la giornata della festa del lavoro, quindi daremo spazio soprattutto ai siti e ai nostri servizi. Vi dicevo, avremo in studio Gabriele Cinquepalmi di Fratelli d'Italia nella prima parte dalle 8 alle 9, poi dalle 9 alle 10 canteremo insieme a Alessio Colautti, amico nostro e vostro naturalmente. Quindi se volete intervenire alla trasmissione potete farlo come sempre chiamandoci qui alla diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente questa rassegna stampa un po' particolare, ma cominciamo subito con il consueto, invece con le previsioni del tempo, con il sito dell'Osmeralpa regionale. Allora andiamo a vedere la situazione generale. Sull'Europa si estende un anticiclone che manterrà tempo stabile fino a lunedì, quindi si confermano insomma le previsioni di bel tempo almeno per tutto il fine settimana. Oggi sabato 2 maggio cielo sereno con venti e regime di brezza debole al mattino, più sostenuta nel pomeriggio, temperature massime in aumento. Domani domenica 3 maggio cielo sereno con venti e regime di brezza debole al mattino, più sostenuta nel pomeriggio, temperature in ulteriore lieve aumento in pianura, dal pomeriggio sera possibili velature. Assistiamo a un piccolo cambiamento già però da dopodomani, da lunedì, cielo da poco nuvoloso a variabile con progressivo aumento della nuvolosità fino a quasi coperto in serata. Sulla costa nel pomeriggio soffierà vento da sud e ancora vediamo appunto la tendenza per martedì invece 5 maggio. È un tempo decisamente peggiore, cielo in prevalenza coperto con piogge sparse, intermittenti, in genere deboli o moderate, quota neve sui 2000-2004 circa, temperature massime in deciso calo, quindi torna a fare piuttosto fresco. Allora, questo è il quadro del meteo secondo l'ARPA Osmer del Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere ora che cosa è successo nella giornata appunto del 1° maggio. Qui siamo sull'Ansa in 10.000 nelle piazze del Friuli Venezia Giulia il 1° maggio, lavoro al centro, manifestazioni di CGIL, CISL e UIL da Cervignano a Pordenone. Sono 10.000 i lavoratori che ieri mattina hanno scelto di festeggiare il lavoro sancito come valore costituzionale imprescindibile nelle piazze del Friuli Venezia Giulia, e la stima della CGIL, CISL e UIL dai palchi di Cervignano, dove hanno sfilato anche i trattori Gradisca, Trieste, Pordenone e Cave del Predili. Il coro è stato unanime, il lavoro va rimesso al centro e non progressivamente mortificato. La parola chiave è contrattazione. Solo attraverso questa buona pratica esercitata nei luoghi di lavoro e nei territori che si possono dare risposte concrete ai bisogni delle persone. Contrattazione non solo per incrementare i salari, ma anche per blindare nuovi diritti e tutele in un mondo del lavoro che sta cambiando. Focus anche sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'appello a non abbassare la guardia, e sull'intelligenza artificiale, con la forte determinata riaffermazione della centralità del valore umano e l'appello a una regia condivisa dell'intelligenza artificiale, appunto, che dia risposte in termini di utilizzo etico e di tutela della persona lavoratore. Diversi poi gli appelli alla pace con le bandiere arcobaleno. Qui vediamo dal palco di Cervignano il segretario generale della CGIL del Friuli Venezia Giulia, Michele Piga, ha parlato del decreto lavoro varato dal governo, ritenendolo del tutto insufficiente a contrastare il potere d'acquisto di lavoratori e lavoratrici, e ha invitato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ad avere coraggio, ascolti queste piazze e affronti da subito la discussione sul protocollo regionale sugli appalti. Quindi queste le varie manifestazioni del 1° maggio. Andiamo proprio a Trieste, sul sito di Trieste Prima, dal quale prendiamo le immagini del corteo che si è svolto appunto a partire da Campo San Giacomo. Ecco, vediamo qui una festa appunto da Campo San Giacomo alle 9:35 di venerdì 1° maggio, il corteo per la festa del lavoro
organizzato come ogni anno da CGIL, CISL e UIL. Alla partenza stavano partecipando circa 500 persone, poi il corteo mano a mano che procedeva ha raggiunto oltre 3.000 persone. Qui ci sono anche alcune persone intervistate, alcuni momenti anche con la banda Berimbau, insomma ormai immancabile, e le varie bandiere dei sindacati, lo vediamo nelle immagini. Il lavoro non è uno slogan, era uno degli striscioni che si sono visti al corteo. Contrattazione, anche qui nuovi diritti, tutele per il lavoro che cambia, questi gli slogan, ma anche l'appello dei sindacati a ritrovare la strada della diplomazia e del dialogo. Qui abbiamo visto appunto il video di Trieste prima. Dicevamo appunto una manifestazione pacifica all'interno appunto del corteo del 1° maggio. C'erano naturalmente anche i lavoratori della Startec, ex Flex, se vogliamo dire così, che si sono trovati alle vigilie del 1° maggio appunto senza stipendio, e quindi da lì abbiamo lanciato anche noi l'allarme nel telegiornale dell'altro ieri. Niente stipendi dunque alla Startec. Si parla di 320 addetti di questa fabbrica, l'azienda che aveva rilevato, lo ricorderete, la Flextronics pochi mesi fa. Si sono subito mobilitati i sindacati, ci sarà un incontro con la dirigenza, il Ministero e la Regione già lunedì 4 maggio, quindi dopodomani, quindi rivediamo insieme il nostro servizio. Stop agli stipendi della Startec di Trieste. La pessima notizia arriva proprio alla vigilia del 1° maggio, festa dei lavoratori. Si tratta dell'azienda che ha preso il posto dell'ex Flextronics, poi Adriatronics, che occupa 320 addetti nello stabilimento sito in zona industriale, già protagonista di complesse vicende societarie e problemi di liquidità. Lo stabilimento produce accessori e componentistica elettrica ed elettronica per conto terzi. Immediata la mobilitazione dei sindacati di categoria, CGIL, CISL, UIL e UGL. Un'azienda che ha una storia veramente incredibile, dove non può essere che un 1° maggio di rabbia, in realtà è un incubo per una situazione industriale che sembrava risolta, dove neanche un mese fa avevano confermato al tavolo ufficiale di proroga del contratto di solidarietà che tutto veniva confermato, piani, investimenti, progetto industriale. Addirittura in autunno dovevano rientrare tutti i lavoratori e le lavoratrici dal contratto di solidarietà. Invece abbiamo dovuto registrare a ritardo del pagamento degli stipendi che c'è un tema di cambio della compagine societaria e quindi è a rischio l'intero progetto. I lavoratori e le lavoratrici vivranno un 1° maggio da incubo. A stretto giro la mobilitazione della Regione Friuli Venezia Giulia per voce degli assessori regionali al lavoro Alessia Rosolen e alle attività produttive Sergio Emidio Bini. Preso atto, scrivono in una nota, delle comunicazioni aziendali in merito alla temporanea impossibilità di versare le retribuzioni del mese di aprile, incontreremo già nella giornata di lunedì 4 maggio, insieme al Ministero delle Imprese del Made in Italy, il legale rappresentante di Startec Trieste per un urgente aggiornamento circa la situazione dell'azienda e le criticità che sono emerse nell'ultima settimana. Martedì invece l'incontro in azienda con le rappresentanze sindacali. È una brutta notizia, ci hanno comunicato esserci un problema attualmente di liquidità dovuto a uno sbilanciamento anche tra gli investimenti effettuati e ovviamente anche le partite, insomma le entrate dell'azienda, quindi questo è quanto è stato comunicato alle rappresentanze di fabbrica, cosa che sicuramente ci ha posto prima di tutto, è questione che abbiamo condannato immediatamente perché è necessario che venga ripristinata immediatamente la regolarità retributiva dei lavoratori, ma ovviamente ci ha posto in allarme circa anche la verifica di quello che è il progetto industriale che è stato presentato, ricordiamo, solo non sono passati tanti mesi, parliamo di settembre del 2025, quindi ci siamo attivati e abbiamo chiesto immediatamente un incontro alla proprietà, cosa che si verificherà martedì mattina. Ecco, questa è dunque la questione Startec che andiamo anche ad approfondire. Qui siamo sul giornale di ieri, tutti i dettagli, no? Sono usciti i soci israeliani senza paga, quindi 320 lavoratori, lunedì questo confronto al Ministero. L'amministratore delegato evoca lo stop da parte del governo causato dal Golden Power. La regione dice piena attenzione, adesso fra poco sentiremo anche il presidente Fedriga sulla situazione produttiva e
e occupazionale. Quindi fulmine a ciel sereno, dopo mesi di speranza e ottimismo che si sono accesi dopo l'ambizioso piano di rilancio, ne parlava adesso nel servizio Antonio Rodà della Wilm, presentato dall'amministratore unico Novica Mrdovic Vianello, in carica dal 1° ottobre scorso. Il 27 aprile i 320 lavoratori non si sono visti accreditati gli stipendi, il titolare aveva promesso di pagare entro pochi giorni, i soldi però non sono arrivati, allora i sindacati hanno diffuso un duro volantino a firma appunto della Wilm, FIOM, FIM e UGL, in cui denunciano il 1° maggio da incubo appunto alla Star Tech. Una situazione legata, vediamo appunto qui, a una seconda notizia forte spuntata sempre nella stessa giornata. L'uscita di scena dell'israeliana New Photonics, che deteneva il 50% delle quote di Startech e protagonista appunto dell'atteso rilancio, fatto risalente allo scorso dicembre ma mai emerso finora. Come detto, la dura presa di posizione dei sindacati, culminata con una mail in cui si evince la scomparsa dei principali soggetti che dovevano finanziare il progetto, quindi Mrdovic conferma l'uscita di scena di New Photonics, ma assicura che il ritardo nel pagamento degli stipendi è dovuto a problemi di liquidità temporanei. Dice che pagherà di tasca sua le paghe di aprile e maggio e che i bonifici saranno accreditati ai lavoratori lunedì, ma sempre per lunedì è stato convocato d'urgenza appunto questo tavolo con Regione, Ministero delle Imprese, del Made in Italy e il legale rappresentante proprio di Startech Trieste, cui parteciperà anche Confindustria Alto Adriatico. Appello unitario delle categorie, autotrasporto servono aiuti, anche qui insomma l'intervento delle varie sigle, ma come vi dicevo è intervenuto anche il presidente Fedriga sull'avvertenza Start, che è stata commentata anche dal governatore, che ha definito inaccettabile il trattamento riservato ai dipendenti, il numero 1 appunto del Friuli Venezia Giulia. Nella nostra intervista si è poi soffermato anche su altre questioni, sulla bagarre innescatasi fra Comune e Pallacanestro Trieste per la gestione del Palla Rubini, vicenda che rimanda alle future decisioni del presidente della società sportiva Paul Mattiasic. Allora risentiamo insieme che cosa ha detto al microfono di Marco Stabile. Non possiamo ovviamente accettare che imprese di questo territorio siano trattate in questo modo e quindi dobbiamo fare tutti gli approfondimenti, capire quali sono le criticità. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga sul caso della Startech, l'ex Flex di Trieste, con addetti senza paga alla vigilia del 1° maggio e grande sconcerto proprio perché si trattava di un'avvertenza appena risolta nel settembre scorso con la nuova proprietà che aveva rilevato l'azienda dal fondo tedesco Fair Cup, presentando il piano industriale al Ministero delle Imprese del Made in Italy davanti ai rappresentanti del Friuli Venezia Giulia e dei sindacati. Sì, i dati che ci avevano dato fino a qualche mese addietro erano positivi. Adesso ci auguriamo ovviamente di fare un tavolo nazionale per affrontare in modo serio la questione, perché la Regione è sempre pronta a dare un supporto, ma ovviamente la nostra priorità è tutelare l'occupazione. Il governatore è stato poi sollecitato di nuovo anche sul caso Pallacanestro Trieste, vicenda tornata incandescente per la bagarre apertasi fra comune e società per la gestione del Pala Rubini. La dirigenza biancorossa avrebbe dovuto presentare un piano per la futura concessione del Palasport in scadenza il 30 giugno, ma non lo ha fatto a causa di quella che viene definita una mancata ricezione di documenti tecnici fondamentali da parte degli uffici. Palazzo Cheba, dal canto suo, considerando il club inadempiente rispetto ai termini previsti, ha deciso di negare il contributo previsto per il 2025, cioè 342.000 euro. Tutto ciò mentre resta il silenzio sui programmi futuri del presidente Paul Mattiasic, con l'incognita, quanto mai pesante, del possibile trasferimento a Roma del titolo sportivo. No, allora io penso che anche su questo si possa trovare una via d'uscita che possa mettere insieme tutte le esigenze. Anche in questo caso però ovviamente aspettiamo che il quadro sia più chiaro da tutti i punti di vista, non soltanto del palazzetto. Cioè che Mattiasic parli? Vogliamo avere un quadro chiaro e capire cosa succederà, insomma, ecco. Penso questo sia fondamentale anche per capire come deve intervenire la Regione e quali sono gli obiettivi di questo intervento.
Allora, queste le parole del presidente della regione Massimiliano Fedriga, ma andiamo proprio alla pagina dello sport del Piccolo per parlare della questione basket, l'assenza della FIP. Tonut, mi aspettavo una presa di posizione federale sul futuro di Trieste, patrimonio del sistema. Taccetti ha creato un gruppo. Questa è l'opinione insomma di Alberto Tonut, che qui vediamo fotografato davanti al Pala Rubini a pochi giorni dalla sfida del forum contro l'Armani Milano. La pallacanestro Trieste respira un'aria di ritrovata fiducia. La Cura Taccetti ha restituito al gruppo un'identità difensiva solida, una coesione che sembravano smarrite, trasformando la squadra in una delle mine vaganti in vista dei playoff. Alberto Tonut analizza il momento dei biancorossi, dello splendido lavoro di coach Taccetti al peso specifico del rientro di Sissoko alla gestione dei cali di tensione dell'Armani, fino a un passaggio sul futuro proprio del titolo sportivo di Trieste. Tonut, coach Taccetti, ha dato un'identità difensiva chiara alla squadra, gli si chiede insomma e lui conferma, ma dice anche che appunto si aspettava un intervento federale, proprio una posizione federale sul futuro di Trieste, ed è il problema che abbiamo sentito anche nell'intervista. Vediamo anche il basket femminile. Il Futurosa guidato da Atruia si qualifica tra le top 8, top 8 in Italia. Allora, queste le notizie dalle under 17 del Futurosa, squadra di basket appunto della nostra città femminile. Allora, andiamo ora invece sempre tornando ai siti, qui siamo su Trieste prima, alla cronaca. La cronaca vede ieri, nella giornata di ieri, questo brutto incidente: Centauro investe donna sulle strisce, moto sbalzata oltre una recinzione, 2 a Cattinara. È successo ieri intorno alle 17:15 sulla provinciale 1 vicino a Sistiana. Entrambi sono stati portati a Cattinara dal 118 e lei si è rotta una gamba e diversi denti. Allora andiamo a leggere anche l'articolo. Grave scontro sulla provinciale 1 dove una moto che si dirigeva ad alta velocità verso Trieste ha investito una donna sulle strisce pedonali poco prima della rotonda di Sistiana. È successo intorno alle 17:15. La donna è stata sbalzata in aria ed è atterrata metri più avanti. Il Centauro nel mentre ha perso il controllo della moto colpendo un cordolo della semicarreggiata opposta. Il mezzo si è alzato in aria finendo ribaltato oltre una recinzione. Entrambi sono stati portati a Cattinara dal 118. Sul posto 3 pattuglie dei carabinieri che hanno sentito anche i testimoni e hanno effettuato naturalmente i rilievi. A quanto raccontano i presenti sulla scena si sarebbe trattato di un sorpasso particolarmente veloce di 2 macchine, finito male. Un colpo solo con il manubrio che però a circa 100 km all'ora ha finito per romperle una gamba e diversi denti. Nessuno dei due fortunatamente è in pericolo di vita, ma questo insomma questa è la situazione a ieri sera secondo quello che ci viene raccontato su Trieste prima, quindi un sorpasso finito male. C'è probabilmente anche, ecco, questa è la foto e si vede anche la moto insomma tra i rovi. Allora torniamo invece al sito invece del Piccolo, perché ieri 1° maggio non è solo la festa dei lavoratori, è stata anche l'inaugurazione come tradizione della nuova stagione turistica balneare a Grado. Inaugurata la stagione a Grado con 1.200 nuovi ombrelloni e 3.000 lettini. Il presidente Fedriga dice questo è un simbolo del turismo in Italia. Il sindaco Corbatto: servizi sempre più efficienti. Grado è fonte d'orgoglio, un simbolo del turismo in Italia, l'ha affermato il presidente della regione Massimiliano Fedriga a conclusione del suo intervento in occasione dell'inaugurazione ufficiale della nuova stagione turistica gradese avvenuta proprio ieri 1° maggio. Aveva iniziato col dire degli ottimi risultati della scorsa stagione rilevati in regione, con oltre 11 milioni di visitatori e con 1,7 milioni di passeggeri in aeroporto. Quando abbiamo iniziato noi erano 700.000, ha detto Fedriga.
merito della strategia del lavoro e della condivisione con tutte le varie realtà. Qui vediamo un'immagine appunto dell'innalzamento delle bandiere, ormai cerimonia tradizionale. Una regione, ha detto, sempre a passo con i tempi, che si rinnova continuamente. Ha poi spiegato che oggi c'è preoccupazione per la probabile contrazione dei voli aerei e per questo stiamo avviando, ha detto ancora Fedriga, con Promoturismo delle iniziative per rafforzare il turismo di prossimità, meno aereo, ha aggiunto, e più auto. Questo appare il futuro prossimo. Si è poi soffermato Fedriga a parlare della JIT, complimentandosi col presidente Roberto Marin per quanto è stato fatto e quanto sta facendo. Ha ricordato l'investimento di 16 milioni per le terme marine che saranno utili per la destagionalizzazione e ha sottolineato che si sta pensando alla ristrutturazione del retrospiaggia, rimarcando anche quest'anno trascorrerà le vacanze a grado assieme alla famiglia. Insomma, questa l'inaugurazione siglata anche dalla presenza del presidente Fedriga. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico oggi in città, in questo sabato a cavallo, insomma, tra due giornate festive, quindi in pieno ponte. Abbiamo al telefono l'ispettore superiore Tiziana Martini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Iniziamo subito con purtroppo una perdita di olio, quindi attenzione che c'è stata una perdita di olio in strada di Fiume all'intersezione con la via del Castelliere che prosegue fino a Salita di Raute. Abbiamo appena avuto la notizia, adesso insomma le pattuglie stanno andando a vedere com'è la situazione, comunque intanto fare attenzione che qualcuno appunto non possa scivolare. Certo. Per quanto riguarda il resto, al momento il traffico direi che è proprio scarso, come ha detto lei, è una giornata diciamo tra due festivi, quindi un po' di ponte. Per quanto riguarda poi le manifestazioni, da oggi pomeriggio dalle ore 12 fino alle ore 19 di domani saranno interdetti i parcheggi sulle rive per l'arrivo appunto della nave da crociera, quindi attenzione ai divieti di sosta che sono tra l'altro già presenti e che saranno attivi insomma dalle ore 12 di oggi. Per quanto riguarda poi le manifestazioni, oggi non ce ne sono, ricordo che domani ci sarà la Spring Run e pertanto da mezzanotte di oggi saranno attivi i divieti di sosta su tutto il percorso della manifestazione, quindi tutto il viale Miramare, all'interno del porto vecchio, diciamo Porto Vecchio Porto Vivo, fino alla bretella di collegamento poi con Largo Città di Santos, Duca degli Abruzzi e via Machiavelli. Attenzione che anche sarà interdetto il parcheggio anche per tutti i mezzi a due ruote sulla piazza Tommaseo e la via Einaudi, quindi fare attenzione ai divieti di sosta. Ovviamente domani ci sarà la manifestazione che prevede la chiusura al transito di tutta la costiera, praticamente per quanto riguarda il comune di Trieste, dall'abitato di Santa Croce, quindi sulla strada costiera, fino praticamente a Piazza dell'Unità d'Italia. Lungo tutto il percorso della manifestazione c'è anche appunto il divieto di transito per tutti i veicoli. Altre cose io non avrei da segnalarvi. Grazie, allora buona giornata e buon lavoro anche ai suoi colleghi e naturalmente buona corsa per domani, ma avremo modo sicuramente di risentirci anche per questa nuova giornata di oggi. Grazie. Certamente, grazie e buon sabato a tutti. Buon sabato anche a lei. Allora, questo è l'annuncio della Spring Run, la vecchia Bavisela, insomma, per dirla come eravamo abituati. L'altro giorno abbiamo realizzato anche il servizio però sulla Bavisela Young, insomma la Spring Run dei più giovani, dei più piccoli. È stato come sempre un grande successo, i bambini si sono divertiti nel puro spirito sportivo di questa manifestazione che appunto domani vedrà il suo momento clou, ma intanto è già partita nella giornata di giovedì 30 aprile. Rivediamo insieme il servizio.
La Trieste Young stamani ha ufficialmente aperto l'edizione 2026 della Trieste Spring Run, quantomeno per quanto riguarda Trieste, essendo stata preceduta da un paio di gare a Muggia. Una piazza unità coloratissima e soleggiata ha accolto e accompagnato le gare riservate ai più piccini, impegnati su diverse distanze a seconda dell'età, accomunati dalla voglia di divertirsi indipendentemente dal risultato. L'attenzione di tutti è però concentrata su domenica, quando si farà sul serio. Gli appuntamenti sono 3 e Trieste Atletica, che organizza la Kermesse, tiene a sottolineare intanto il ritorno della maratona. È importantissimo ed è una scommessa che daremo vinta sicuramente domenica, ma che già ha vinto con i numeri. Siamo ripartiti quest'anno e i numeri segnalano 800 partecipanti da tutto il mondo. Abbiamo rappresentate quasi 40 nazioni sulla maratona e altrettante sulla mezza maratona. Mezza maratona che peraltro è sold out ormai da 10 giorni, 12 giorni. Quindi la partenza delle altre gare che da anni ormai sono il marchio di fabbrica della manifestazione. Alle 10 la 21K da Sistiana e alle 10 dal bivio di Miramare partirà la Bavisela Family Run, che è un po' la festa dove sono attesi sicuramente non meno di 10.000 persone. Ad oggi, e le iscrizioni online le abbiamo chiuse ieri, siamo ad oggi circa 6.500-6.600. Oggi partiamo con le iscrizioni al Centro Expo e con il ritiro dei pacchi gara e i pettorali. C'è quest'anno una novità che riguarda la partenza dei percorsi. Le gare arriveranno dalla città, quindi non arriveremo dal mare verso il palazzo del comune, ma arriveremo dalla città in direzione mare, quindi un'apertura verso il mare. Queste dunque le ultime notizie, insomma, sulla Trieste Spring Run. Qui vediamo anche alcune immagini delle passate edizioni proprio sul sito della Trieste Spring Run, la 42 km, insomma le varie tappe. C'è naturalmente anche la Family, l'abbiamo sentito, quindi tutti davvero possono partecipare a questa festa dello sport, festa del mare, come abbiamo sentito appunto nelle parole degli organizzatori. Allora andiamo a vedere anche sempre nei siti, siamo ancora su Trieste Prima, che oggi insomma, da cui oggi attingiamo a piene mani. L'altra notizia che riguarda il 1° maggio, questa segnalazione dal primo cittadino, da Roberto Di Piazza. Il sindaco dice: bandiere rosse a Santa Croce di Piazza creano solo negatività. Il post del primo cittadino su Facebook: ho lavorato 20 anni per la pace dopo i drammi del Novecento, scrive il sindaco. La ricorrenza per Trieste riporta alla memoria anche l'entrata dei partigiani titini in città nel 1945. Il loro controllo sul territorio sarebbe durato 40 giorni. Quindi il 1° maggio, festa del lavoro, ma come non mancano di ricordare i social dei triestini, la città ricorda oggi anche ieri in realtà, un'altra ricorrenza. L'articolo risale a ieri naturalmente: l'ingresso dei partigiani titini a Trieste, datato 45. Il loro controllo sul territorio sarebbe durato 40 giorni. A riportarlo all'attenzione è anche il profilo personale del sindaco Roberto Di Piazza, che ha pubblicato su Facebook le foto di alcune bandiere rosse piantate nei pressi di Santa Croce. Ho lavorato 20 anni per la pace dopo i drammi del Novecento, scrive il primo cittadino. Queste polemiche e le bandiere rosse, che servono a ricordare l'arrivo del 1° maggio del 45 delle truppe di Tito con le relative stragi, non servono a niente, creano solo negatività. Su uno striscione rosso appeso all'ingresso dell'abitato campeggia la scritta Givel per vi mai. Questo è insomma il post che è stato preso proprio da Facebook del sindaco Roberto Di Piazza. Quindi naturalmente avevamo previsto che non sarebbero mancate anche le polemiche. Un'altra notizia di cronaca che troviamo sempre su Trieste Prima dell'altro giorno. Allora, entra in casa dell'ex dalla finestra e si mette a dormire, denunciato. Quando sul posto sono arrivate le volanti chiamate dalla moglie con cui si sta separando, l'uomo se n'è andato solo per tornare di lì a poco. Una volta accompagnato in commissariato, poi ha deciso da solo di consegnare dell'hashish che teneva in tasca agli agenti. Quindi luci blu in via d'Angeli, dove durante la notte del 1° maggio
maggio il litigio di una coppia ha richiamato 2 volanti della Polizia di Stato. Nonostante 2 fossero in via di separazione, l'uomo si è introdotto in casa passando dalla finestra del bagno rotta e si è messo a dormire. Quando la moglie l'ha visto, gli ha chiesto di andarsene, arrivando a chiamare il 112. E allora che sono arrivati gli equipaggi, lui in un primo momento ha consentito a lasciare la casa, ma solo per tornare di lì a poco, ancora in corso nottata, dopo che le pattuglie se n'erano andate. La donna ha quindi chiamato una seconda volta, ma le cose sono andate diversamente. L'uomo è stato preso e portato in commissariato. Conservava però ancora una sorpresa: mentre gli agenti completavano i documenti per la violazione di domicilio, ha tirato fuori di tasca e consegnato spontaneamente 5 grammi di hashish che potrebbe giustificare con motivi comunque di uso personale. Questo è l'episodio che ci viene raccontato oggi da Trieste Prima. Allora, ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati in diretta con noi in questa rassegna stampa un po' particolare, lo ripeto perché oggi non ci sono i giornali in edicola, essendo stata ieri insomma la festa del lavoro, quindi il 1° maggio tradizionalmente c'è questo buco insomma nell'uscita dei quotidiani, ma stiamo vedendo un po' le notizie dai siti dei quotidiani appunto, quindi andiamo a vedere anche quello nazionale del Corriere della Sera e parla del Concertone di Roma, un altro appuntamento tradizionale del 1° maggio, le polemiche su Delia e Bella Ciao, Levante con la t-shirt Mattarella, il ritorno live di Madame, i duetti a sorpresa, l'inno queer di Big Mama. Questi sono alcuni dei titoli insomma che escono dal Concertone di ieri a Roma. A tenere banco soprattutto sul web sono le polemiche che hanno investito Delia. L'artista siciliana ha infatti modificato il testo di Bella Ciao sostituendo partigiano con essere umano, un azzardo che lei ha rivendicato come tentativo di allargare il campo e di rendere il brano più universale. Ma il concertone, che si è svolto il 1° maggio in piazza San Giovanni a Roma, ha avuto altri momenti salienti, a partire dal rock dei Litfiba, che hanno chiuso l'esibizione al grido di Palestina libera dopo aver letto vari messaggi contro i genocidi, ricordando le vittime di Chernobyl e facendo ironia su Mussolini morto sul lavoro traditore. Questi alcuni dei messaggi insomma che sono passati all'interno del concertone del 1° maggio. Andiamo ora invece sul piccolo di Trieste di ieri, dell'edizione di ieri, per dar conto, non avevamo fatto in tempo a farlo noi giovedì, del piano antibarriere architettoniche che è slittato come voto insomma in aula. Scattano le polemiche, questo all'interno del Consiglio Comunale. Rinviata la discussione, l'opposizione dice giunta divisa, il sindaco tutto risolto, ci sarà l'ok. Non sono neanche le ore 20 quando Mirko Martini di Idea Giuliana accende il microfono e chiede di chiudere la seduta. I lavori del Consiglio Comunale sono così sospesi, lasciando fuori 2 delibere attese da tempo. Il bilancio partecipativo proposto da Adesso Trieste, tuttora oggetto di trattative, e anzitutto il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, il PEBA, a Servola, Chiarbola e San Giacomo, un documento su cui gli uffici lavorano da mesi e che l'assessore alla pianificazione territoriale Michele Babuder, in quota Forza Italia, era pronto a presentare già mercoledì sera, salvo poi scontrarsi con una serie di perplessità interne alla sua stessa coalizione. In ultimo, decisasi a rinviare il tutto almeno alla prossima settimana. Sì, quindi c'è stato un nuovo rinvio. Al TIN di Pontofranco vediamo qui la destra antepone litigi e ripicche interne a un'iniziativa utile. L'assessore Lodi sul tema già avviate molte opere, la sinistra non ha argomenti. Parleremo probabilmente anche con il nostro ospite, il primo ospite che sarà qui fra poco meno di mezz'ora, Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, proprio quindi parte della maggioranza che regge il comune. Vediamo lungo Viale Miramare, fermate dei bus a misura di disabile, via all'adeguamento delle pedane, anche questo è un intervento atteso. Saltiamo le pagine pubblicitarie per parlare invece del nuovo
Rittmeyer, il nuovo istituto Rittmeyer per ciechi, dalla crisi al rilancio con il nuovo statuto più servizi, un istituto che potenzia l'attività con un approccio più personalizzato e tecnologico, in fase di realizzazione un centro ad alta specializzazione neurologico-funzionale. Ne abbiamo parlato anche noi seguendo la conferenza stampa di presentazione di tutte queste novità che arrivano dopo 1 anno e mezzo di commissariamento. Allora rivediamole insieme. L'Istituto Rittmeyer non solo continua, prosegue, ma addirittura rilancia con nuovi progetti. Sì, la nostra idea è proprio quella di avere un nuovo istituto rinnovato, non solo nella cornice dello statuto ma anche nelle attività, quindi punteremo a rafforzare i servizi e a colmare magari alcune lacune che l'attuale servizio sanitario non riesce ancora ad erogare. Noi ci siamo e vogliamo inserirci anche in quel settore. Commissariato dal settembre del 24 per difficoltà legate ai conti, l'Istituto regionale per i ciechi Rittmeyer non solo non chiude, ma si rinnova e rilancia nuovi progetti, a cominciare dall'estensione delle sue competenze a nuovi servizi d'assistenza e riabilitazione in tema di fragilità neurologica e funzionale. La valutazione della direzione salute non garantiva i parametri di sostentamento dell'istituto. E quindi abbiamo esaminato il dossier nel dettaglio e siamo arrivati a una conclusione che si è manifestata nella decisione della Giunta regionale di commissariarlo, però nello stesso tempo, per commissariandolo, di affidarlo a una competenza indiscutibile come quella dell'avvocato Capaldo, un avvocato dello Stato, quindi un uomo di assoluta garanzia. Con uno statuto rinnovato, frutto del lavoro di squadra guidato dal commissario straordinario Capaldo, l'azienda pubblica di servizi alla persona ha presentato oggi i punti cardine della sua rifondazione. Su cosa volete puntare in particolare? Ecco, la riabilitazione funzionale in senso ampio, quindi non solo visiva ma anche neurologica. Ecco, su questo stiamo veramente lavorando e il progetto è in fase avanzata. Dal nuovo spazio Lumen Lab, inaugurato a marzo, alla valorizzazione della biblioteca Braille, il modello aperto del nuovo Rittmeyer mira a realizzare una vera e propria palestra della salute, sfruttando anche la posizione sul lungomare di Barcola, e in un percorso di rigenerazione istituzionale l'istituto sarà sede dell'importante convegno dell'Unione Ciechi Ipovedenti nelle giornate del 28 e 29 maggio. Allora, torniamo sul giornale di ieri. Per dar conto anche del pienone di turisti, negli alberghi c'è tutto esaurito, è qualcosa che sta perdurando tutto il fine settimana naturalmente di festa. Vediamo anche in prefettura i nuovi maestri del lavoro, sono state consegnate ieri le onorificenze. Entra nel vivo la stagione delle grandi navi da crociera, toccata di MSC Fantasia, l'abbiamo sentito anche nel collegamento con la sala operativa della polizia locale. Qui vediamo anche la Spring Run, l'abbiamo già visto prima, con oltre 2000 bambini in Piazza Unità, tutto il percorso, le modifiche insomma per questo importante appuntamento di domani, le abbiamo sempre sentite dai vigili, e qui c'è la notizia di cronaca che vi abbiamo già dato appunto giovedì, un altro colpo della banda delle casse automatiche. C'è stato questo furto notturno al Conad di Duino, poco tempo prima c'era stato quello a Opicina, stesse modalità, sfasciati i dispositivi di pagamento, portati via i soldi, le indagini sono in corso tuttora e si concentrano in particolare sulle immagini delle telecamere. Il raid è analogo a quelli messi a segno di recenti proprio in via Ghega e a Opicina, stesse modalità, quindi si pensa a una banda specializzata in questo tipo di furti. Allora rivediamo insieme il servizio. Questo è l'ingresso esterno del Conad Granduino, dove questa notte i ladri sono entrati sfondando questa porta, vedete i vetri infranti, e poi hanno fatto il loro ingresso. Non possiamo che definirla la banda delle casse automatiche. Dopo aver colpito la Conad di Opicina, spaccando la centralina del sistema d'allarme, svuotando 3 casse su 4, stavolta i ladri hanno preso di mira il supermercato Granduino, anche questo dislocato sul Carso, a poca distanza dal confine con la Slovenia e affacciato su una grande via di scorrimento, con pure un ingresso autostradale a poca distanza. Se la logistica per la fuga era quanto mai favorevole, a destare sconcerto è stata la modalità rozza dei responsabili del furto. 2 porte
porte infrante, prima quella laterale esterna, poi l'antipanico che funge da uscita di sicurezza dislocata a un passo dalle casse automatiche. Anche in questo caso l'azione criminale è stata registrata dalle telecamere di sorveglianza interne ed esterne del punto vendita. Sui video, infatti, ha lavorato per tutta la mattina la squadra della polizia scientifica. L'intrusione alle 3:20 ha fatto scattare l'impianto d'allarme, lasciando ai malviventi solo qualche minuto di margine per aprire le casse. Anche qui all'insegna del spacca e arraffa, riducendo in 1000 pezzi serrature, sportelli e altri impianti collegati. Non è ancora chiaro l'ammontare esatto della refurtiva, ma sarà certamente superato dalla conta dei danni provocati e le conseguenti necessarie riparazioni. Mentre l'esercizio commerciale, dislocato sul sedime dello storico Bar Bianco, questa mattina ha aperto regolarmente. Tra le 1000 domande dei clienti allarmati dai nastri di delimitazione della polizia si sono svolte le indagini del commissariato di Duino e gli altri accertamenti tecnici del caso, oltre a lavorare sull'identità dei ladri a patto che fossero riconoscibili e non a volto coperto. Altre informazioni utili potrebbero emergere dai mezzi a motore utilizzati per la fuga. Allora, queste le notizie di cronaca appunto da Duino. Qui siamo ancora appunto alla manifestazione del 1° maggio in 10.000 nelle piazze del Friuli Venezia Giulia. Il 1° maggio lavoro al centro, ma si parla anche sui giornali di questi giorni dell'anniversario, del 50° anniversario del terremoto del Friuli. Qui vediamo, siamo nelle pagine interne del Piccolo. Dal terremoto nacquero università di Udine, Sissa, Area Science Park, la visione che modellò il futuro. Con lo stesso decreto firmato dal Presidente Leone presero vita anche la scuola per interpreti e il Collegio del Mondo Unito. Quindi da questo evento tragico, a 50 anni dal sisma in Friuli, tutte le istituzioni scientifiche che ne sono nate. L'idea di un polo europeo della scienza capace di attirare talenti e industrie covava già dal 72. Fu colto il momento, veti incrociati e lottizzazioni paralizzanti, la strada per concretizzare il disegno non fu affatto in discesa. Uno degli effetti che vengono ricordati in questo periodo, appunto lo ricordiamo, la data della ricorrenza dei 50 anni del sisma in Friuli è il 6 maggio, ci fu questo terribile terremoto il 6 maggio del 1976. Qui c'è il ricordo del fisico modenese Erio Tosatti, che arrivò a Trieste nel 77, le sollecitazioni di Paolo Budinic, il creatore della scuola superiore. La Sissa dei primi anni, una zuppa primordiale, vivace e molto sincera. Costruimmo dal niente. Qui questo è il ricordo, insomma, degli effetti della nascita degli istituti di ricerca e studio. E qui vediamo anche la sfida di Patriciano, da campo profughi a incubatore scientifico. Gli edifici vuoti trovarono nuova destinazione. Noi avremo delle dirette straordinarie per celebrare appunto questa ricorrenza del terremoto, 50 anni dal terremoto del Friuli, in particolare domani a reti unificate tra TV12 e Tele4 ci sarà la diretta della messa del Cardinale Zuppi da Gemona, uno dei paesi più colpiti dal sisma. Abbiamo intervistato anche il primo sismologo, che allora era solo un giovane studente, appunto fra l'altro di matematica, e che corse per primo a Borgogrotta a misurare, per così dire, la prima scossa del terribile terremoto del 6 maggio del 1976. Allora risentiamo insieme l'intervista. A Borgogrotta Gigante, all'ufficio dell'allora Osservatorio Geofisico Sperimentale, ho trovato già fuori carabinieri, polizia, vigili del fuoco e anche popolazione che volevano avere delle informazioni. Fortunatamente prima di me era arrivato un tecnico che abitava vicino a Borgogrotta ed aveva già provveduto a raccogliere le registrazioni del terremoto, per cui mi sono trovato delle registrazioni difficili da interpretare, perché il movimento della
terra anche a Borgo Grotta Gigante era stato così intenso da lasciare una cattiva registrazione. Era ancora un giovane studente, poi sarebbe diventato uno dei maggiori esperti italiani di pericolosità sismica. Il dottor Dario Sleico, già dirigente di ricerca dell'OGS di Trieste, fu il primo a correre quella sera del 6 maggio del 76 al sito di Borgo Grotta Gigante per interpretare le registrazioni della scossa. Abbiamo raccolto il suo ricordo nell'ambito della programmazione delle nostre emittenti per il 50° anniversario del sisma, che prende avvio domenica 3 maggio con la diretta a reti unificate tra Tele4 e TV12 dalle 14 per la messa di commemorazione da Gemona presieduta dal cardinale Zuppi. C'era la stazione di Trieste che era a una distanza ottimale per registrare i terremoti e la stazione di Trieste aveva il personale scientifico che era preparato a sviluppare degli studi di sismologia e così questo ha dato l'impulso anche se a lungo andare, alla protezione civile nazionale. Il terremoto del Friuli ha dato origine a quella che prima era una sismologia amatoriale, poi è diventato uno studio ad alto livello scientifico in Italia. Allora, sempre legato alla questione sismologica, il sindaco di Gorizia ha rilanciato l'allarme della centrale nucleare di Krško proprio ai nostri microfoni. Allora, rivediamo insieme il servizio. Il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna è un sostenitore dell'energia nucleare, tuttavia la lettura di un articolo apparso su una rivista specializzata avente per oggetto la centrale di Krško lo ha preoccupato non poco. Due importanti sismologi di fama internazionale, il dottor Sirovic e Decker, entrambi hanno denunciato un rischio gravissimo relativo a Krško, cioè insisterebbe su una zona a gravissimo rischio sismico, peraltro anche in prossimità a tre pericolosissime faglie. Ziberna ha preso carta e penna ed ha inviato una lettera al governo chiedendo 3 cose. Che si pretenda dal governo sloveno 3 cose, una trasparenza, cioè fare in modo di entrare in possesso dei dati che forniscono delle rassicurazioni ufficiali, formali, sul non pericolosità della centrale di Krško, che tra l'altro un po' alla volta andrà verso il raddoppio. Il primo cittadino del capoluogo isontino auspica nella lettera quella che definisce un'inclusione tecnica. Consentire perciò a dei tecnici terzi, esperti, italiani e stranieri di poter accertarsi appunto delle condizioni operative e di sicurezza dell'impianto di Krško. Infine una richiesta a questo punto basilare. E ovviamente un piano di emergenza che tenga conto del fatto che Gorizia è a poco più di 140 km e 139 km invece la distanza da Trieste. Allora, questo è l'allarme lanciato dal sindaco di Gorizia sulla centrale di Krško, ma restiamo a Gorizia per il grande concerto, lo grande show di Cremonini che ci sarà il 31 di maggio proprio al nuovo, per così dire, campovolo, all'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia. Allora, imponente, questo è l'aggettivo che l'assessore comunale grandi eventi Luca Cagliari utilizza di più, forse anche inconsapevolmente, per definire il quadro organizzativo del concerto di Cesare Cremonini che si svolgerà esattamente fra 30 giorni, questo lo scriveva ieri appunto il Piccolo, il 31 maggio. Le riunioni tecniche si susseguono a ritmo tambureggiante, l'ultima ha visto protagonista la Commissione Pubblico Spettacolo, è stata l'occasione per mettere in fila tutta una serie di dettagli, non essendo il meccanismo per nulla oliato, sarà l'esordio proprio per il campovolo dei Noantri, così come viene definito da Francesco Fain sul Piccolo. Bisogna costruire da zero tutto l'apparato, non un gioco da ragazzi, e quindi il palco darà le spalle all'area industriale, la zona del concerto misurerà 7 ettari.
Per il pubblico ci saranno 5 accessi, tutti lungo Pot-Naroye, la strada che scorre parallelamente al tracciato della Gorizia-Villesse. Sono previste aree di pre-filtro e filtro dove via via i controlli saranno sempre più accurati prima dell'accesso al campovolo, spiega ancora l'assessore comunale. È stata prevista anche la realizzazione di una vastissima area di decompressione che dovrà favorire il deflusso degli spettatori in totale sicurezza. Lo spazio indiscutibilmente non mancherà e questo è un elemento importante. Tutto il resto della superficie sarà inibito al passaggio. L'area di volo, come è logico che sia, sarà off limits e verranno sistemate delle transenne attorno ai ruderi presenti all'interno dello scalo. Inoltre l'area non sarà accessibile dalla parte est, ovvero da via Trieste. Queste le novità inedite. Accanto all'apparato predisposto dalle forze dell'ordine verranno soldate 160 persone fra steward e personale sanitario che saranno presenti per l'intera giornata. In più è previsto l'allestimento di un ospedale da campo per avere una base sanitaria organizzata qualora ce ne fosse bisogno, e sarà disponibile anche l'elisoccorso, la cui presenza è agevolata dal fatto che l'evento è organizzato proprio nell'ambito dell'aeroporto Duca d'Aosta. Tutto dovrà funzionare al meglio, ha detto ancora l'assessore, anche perché si tratta proprio di un battesimo. Questa appunto la novità per quanto riguarda il grande concerto del 31 di maggio di Cesare Cremonini a Gorizia. Allora andiamo ancora a parlare di spettacoli. Sul sito del Rossetti c'è l'annuncio dello spettacolo Romeo e Giulietta dal 9 al 18 maggio, quindi manca davvero poco, al Teatro Verdi. Allora manca davvero poco meno, insomma, circa una settimana per il debutto di Romeo e Giulietta di Charles Gounod al Teatro Verdi, prima parte di un'operazione che vedrà sempre al Verdi in giorni alterni anche la rappresentazione della tragedia shakespeariana messa in scena dallo stabile appunto del Friuli Venezia Giulia. 2 spettacoli diversi, una sfida curiosa e intrigante di cui ci parla ora il nostro esperto Umberto Bosazzi. Trieste durante la Prima Guerra Mondiale e i Balcani negli anni 90 del secolo scorso. Sono le ambientazioni che Paolo Valerio ha immaginato per Romeo e Giulietta, i 2 spettacoli che andranno in scena entrambi al Verdi, in lirica e prosa, e che sono stati presentati ieri. Esempio raro di collaborazione fra 2 realtà importanti, le cui recite sullo stesso palcoscenico con la medesima scenografia si alterneranno dall'8 al 18 maggio, l'operazione vedrà il direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in cabina di regia per 2 spettacoli che comunque si annunciano differenti. Più romantica l'opera, favorita dalla musica di Charles Gounod, più duro il dramma shakespeariano. Questa per me è una meravigliosa opportunità ed è un modo davvero unico e straordinario per lavorare insieme su un progetto comune, così anche particolare, così ardito. Volevamo, come dire, rappresentare anche qualche novità nella proposta artistica, diciamo, mettendo in relazione generi o capolavori diversi, quindi un contenuto aggiuntivo rispetto alla solita proposta del repertorio. Volendo utilizzare una terminologia certamente non adatta alla storia più che mai contemporanea, è la seconda volta in questa stagione che il Verdi in un modo o nell'altro dà vita ad un combo. I primi 2 spettacoli in cartellone essendo stati Il Barbiere di Siviglia e Il Matrimonio di Figaro. Qui la sfida è differente ma di certo assai intrigante e sarà curioso conoscere come il pubblico si avvicinerà ad un'opportunità certamente ardita ma che forse stava là e non aspettava altro che di essere messa in scena. È stata una proposta che il Teatro Stabile che Rossetti ha fatto alla Fondazione Verdi e abbiamo trovato subito delle porte aperte, immediata disponibilità proprio per quello che questo progetto può rappresentare per i 2 teatri, per il territorio, e così a dimostrazione che quando le migliori forze si mettono insieme riescono a raggiungere grandi traguardi. Ma la cosa più forte è vedere poi come questi cast per certi versi si intrecciano. Mi piace anche vedere come i cantanti curiosano le prove della prosa e viceversa, perché tutti i personaggi hanno un doppio e in qualche maniera imparano anche o scrutano l'altro doppio dell'altra opera.
Allora, andiamo ancora a vedere le pagine della Regione. Ristrutturazione e intelligenza artificiale in azienda, via libera ai nuovi bandi scusate, per le PMI, per le piccole e medie imprese. Ok dalla Giunta regionale ai criteri per accedere ai fondi in ambito turistico e non solo, risorse anche per le certificazioni di qualità. Qui vediamo l'assessore Bini che dice: l'obiettivo è sostenere lo sviluppo della capacità ricettiva e accompagnare la transizione ecologica. Si parla molto di piccole e medie imprese anche nel campo del turismo, anche nella nostra città. Vediamo Will Post e Willcom Friuli Venezia Giulia si fondono, nasce Will FPC e vertici a congresso, le novità nel sindacato. Ancora l'ufficio scolastico regionale senza guida, Beltrame lascia dopo 7 anni, il vertice dell'istituzione regionale in pensione da oggi, tocca al Ministero individuare il suo successore. La dirigente ha detto periodo intenso ma abbiamo raggiunto grandi traguardi. Questa insomma la notizia, ma noi ci siamo occupati anche dell'incontro del presidente Fedriga con gli atleti regionali che hanno partecipato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Un abbraccio appunto agli atleti della nostra regione che hanno partecipato alle Olimpiadi e vediamo com'è andata. L'abbraccio del Friuli Venezia Giulia agli atleti della regione che hanno partecipato alle Olimpiadi di Milano Cortina. Questo è il senso dell'incontro nel salone di rappresentanza della sede triestina, in cui il governatore Massimiliano Fedriga e Andrea Marcon, presidente del CONI regionale, hanno incontrato le bobbiste Giada Andreutti e Anna Costella, Francesco Cecone e Martina Zanitzer per il salto con gli sci, per lo sci di discesa Lara Della Mea, la medaglia di bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo Davide Graz, la collega Martina Di Centa, Alessandro Pittin per la combinata nordica, Nicola Romanin per il biathlon e ovviamente sempre nel biathlon Lisa Vittozzi, medaglia d'oro nell'inseguimento e argento nella staffetta mista. Beh, sono molto contenta di essere qui, non ero mai stata in questo palazzo che è bellissimo. E ovviamente ricevere il Presidente della Regione è un motivo di orgoglio, speriamo di aver rappresentato bene l'Italia portando comunque un pezzo della nostra regione nel mondo e spero che siamo una regione piccola però ci sono tanti atleti e questo rende tutti molto orgogliosi di noi. Quindi penso che è un movimento che sta sempre crescendo sempre di più nel mio sport come anche altri sport, quindi speriamo che vada avanti così. La rappresentanza olimpica regionale è qui riunita alla testimonianza di grande qualità negli atleti Friuli Venezia Giulia. Sì, ed è anche giunto il momento finalmente di dirgli grazie per tutto quello che hanno fatto, non solo la partecipazione olimpica ma per tutta la vita sportiva che hanno usato per perseguire questo risultato importantissimo, perché al di là della vittoria delle medaglie che è fantastica, già solo partecipare alle Olimpiadi è un risultato incredibile e li dobbiamo ringraziare perché hanno sempre portato avanti un progetto con grande forza, tenacia e determinazione, insomma, tipica delle nostre genti. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi. Rieccoci in diretta con Sveglia Trieste. Allora alle 8:07 del mattino diamo subito il buongiorno a Gabriele Cinquepalmi di Fratelli d'Italia, consigliere comunale. Buongiorno, bentornato. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti gli amici da casa. Grazie di essere qui con noi. Allora, c'è già una telefonata in arrivo, la sentiamo immediatamente in questo sabato, così a cavallo, no, della festa, quindi di cui poi parleremo. Parleremo volentieri, sì. Ecco, allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, Enrico qui. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Un buon maggio per entrambi. Grazie anche a lei. Oggi è il 2 maggio. Ricorre un importante e quanto piuttosto tremendo anniversario che sta condizionando le sorti dell'Europa. Il 2 maggio del 2014, nella città di Odessa, durante una manifestazione tra
filorussi e pro-Ucraina, e in parte questi ultimi appartenenti anche a forze neonaziste, iniziarono scontri violenti. I filorussi si rifugiarono nella casa del lavoratore di Odessa e gli assedianti pro-Maidan incendiarono l'edificio. Almeno 40 filorussi morirono bruciati nel rogo e secondo testimonianze sembrerebbe che quelli che si gettarono dalle finestre furono finiti dai manifestanti ucraini. La polizia intervenne non poco e così pure i pompieri. L'Unione Europea fu molto leggera nel condannare questa violenza, i risarcimenti furono ridicoli, è un caso ancora oggi aperto, ma soprattutto è un grave episodio della storia europea, pur nei tentativi di dimenticarlo. È un episodio, secondo me, che costituisce una delle molle che ha scatenato un odio insanabile tra le due popolazioni e ha scatenato la stessa guerra russo-ucraina. Oggi Odessa è una delle città più bombardate ed è una guerra che sta portando produttori e commercianti di armi verso la ricchezza e la gente comune come noi verso la povertà, e che non sappiamo quando finirà. È una guerra che sta creando in tutti un clima di incertezza e quindi si ripercuote anche sulla nostra morale. Ad oggi l'Unione Europea sembra che non faccia nessuna trattativa politica per eliminare questo scontro e in compenso si prepara sempre più a un armamento non giustificato. Vi saluto e vi auguro un buon lavoro. Grazie Enrico, buona giornata, grazie per averci ricordato l'anniversario insomma di questo avvenimento. Bruttissimo episodio che, come ha detto lo stesso telespettatore, poi ovviamente anche alla base, diciamo che è uno dei fattori che ha portato allo scontro di quello che stiamo vivendo oggi, e no? questo proprio rappresenta, proprio dimostra che la storia ha sempre due facce, la storia ha sempre due narrazioni e queste due narrazioni la maggior parte delle volte non si trovano. Infatti è proprio questo, mi allaccio al discorso della festa di ieri del 1° maggio, di tutte quelle bandiere rosse che abbiamo visto per strada, le solite bandiere di quei 4 comunisti nostalgici che vivono di gloria passata, che riescono a respirare ancora oggi solo grazie a un ricordo vago di un fascismo di 80 anni fa, bandiere con la stella del boia Tito, quindi della bandiera titina, che ancora oggi, in nome di una libertà che insomma, voglio dire, noi tutti qua viviamo oggi in libertà, ma nel 45, il 1° maggio del 45, questa libertà a Trieste non si poteva viverla perché c'è stata proprio l'aggressione da parte dell'esercito jugoslavo e dell'esercito di Tito. Insomma, ecco, quindi è inutile che ci nascondiamo dietro a una bandiera rossa gridando lavoro, quando invece per le strade dell'Altipiano o anche stessa piazza San Giacomo vediamo ancora qualche imbecille con la bandiera titina e offendere il governo attuale, mettere sul palco del 1° maggio la foto di Mussolini vicino alla foto di Giorgia Meloni, cioè, e questa è la festa del 1° maggio. La CGIL oggi ricorda questo, quando furono le ore a firmare tutti i contratti di lavoro più assurdi a 5 euro l'ora. Oggi parlano di lavoro, dai. Ecco, allora anche il sindaco ha così stigmatizzato questa presenza delle bandiere rosse, dice il primo cittadino: ho lavorato 20 anni per la pace dopo i drammi del Novecento. Il sindaco ci tiene molto, no, a far passare questo messaggio di pacificazione. Qua si sta parlando, allora, non bisogna nasconderci dietro il dito. Trieste ha un'altra storia, sia per quanto riguarda il 25 aprile che per quanto riguarda il 1° maggio. Se noi usiamo queste due date a scopi politici per far scontri, negando cosa poi è accaduto, quindi ricordiamo, io non voglio essere pesante, parlare sempre delle solite cose, però le foibe, l'invasione da parte dell'esercito della Jugoslavia, gli italiani che sono rimasti fuori nella ormai ex Jugoslavia e non sono potuti tornare indietro, si sono visti portati via le varie terre, le case, le famiglie separate. Cioè, questa qua è una parte della nostra storia, certo. Per fortuna passata, perché parliamo del 45,
siamo nel 2026, però oggi persone che dicono vabbè, i fascisti per giustificare tutte queste cose hanno rotto le scatole. Cioè, anche perché ormai queste persone qua sentiamo che cosa ci dice anagraficamente non c'entrano più niente, quindi insomma dai. Allora c'è una telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Io ringrazio il Signore di quello che ha detto prima e poi non discuto, io solo faccio presente una cosa. Si parla sempre di Tito Boia, Tito questo, quell'altro, non voglio fare polemiche, però perché nessuno mai dice quello che in realtà gli italiani dopo Rapallo hanno fatto dalle nostre parti, ad Arbe e tutto quanto? Quello sembra essere dimenticato, però anche quello fa parte della storia, fa parte della storia italiana. Tutto quello che è successo, io non faccio polemiche, io semplicemente vi ricordo, perché dalle nostre parti ci è stata tolta la lingua, ci sono stati cambiati i cognomi e i nomi, cioè siamo stati praticamente portati via in giro per l'Italia, ci sono stati campi di concentramento per gli sloveni in Italia e per i croati, cioè voglio dire, tutto quello che succede, ci sono stati delle stragi come ad Arbe e in tanti altri posti, ma perché? Che differenza passa tra questo e il Tito Boia, mi scusi? Allora come si deve chiamare la storia italiana che evidentemente dopo 80 anni ad Arbe, per esempio, nessun italiano rappresentante dell'Italia è mai dato a fare onore a tutti quei morti e anche tante altre cose nostre qua, cioè parliamoci chiaro, questa è storia senza polemiche, perché io la storia l'ho studiata. Grazie, e senza signora. polemiche, buona giornata. Allora, per ristabilire un po', no? Allora veramente non ci capiamo, veramente è difficile perché qualsiasi cosa che Il bisogna signora non voleva fare polemiche, sì, ma polemiche voleva si fa, ricordare perché comunque, quando uno parla così si fa polemiche, perché allora bisogna dire è quello che ci è successo a noi, allora è giusto quello che hanno passato gli italiani. È successo anche questo, allora, no? è successo, sì, ma certo. fino a prova contraria, sui libri di storia, di quello che ha fatto l'esercito dei fascisti, Mussolini, se ne è sempre si non è stato nascosto. Questo è un dato di fatto. Questa è la differenza. Mentre, ad esempio, delle foibe si è iniziato a parlare da 15 da poco anni. tempo. E quindi di questa cosa stiamo parlando? È l'unica differenza. Allora, una persona ha difficoltà a dire il fascismo è stata una cosa sbagliata e Tito Boia e i comunisti hanno fatto le stesse identiche cose, se non peggio, anche perché la guerra era finita. Ecco, anche perché nel 1945, quando l'esercito di Tito è entrato in Italia e ha fatto quello che aveva fatto a Trieste, nell'altipiano, lungo le coste istriane, la guerra era finita. Quindi di cosa stiamo parlando? Se si vuole continuare a fare polemiche e vivere nella preistoria, perché io sono nato nel 78, quando a me uno mi dice tu sei fascista, ma di cosa sta parlando? Io sono nato nel 1978. La persona più vicina a me politicamente, quando ero piccolo, era Silvio Berlusconi e poi più indietro io non l'ho vissuto, perché sì, ho sentito parlare di Craxi, ma già là ero piccolo. Quindi di cosa stiamo parlando? Allora, c'è un'altra telefonata subito, buongiorno. Buongiorno. A lei. Sono Sergio. Sergio, buongiorno. Allora, volevo dirvi al signor Cinque Palmi, no? Che ha parlato delle bandiere rosse che dà tanto fastidio, no? No, sono inutili, non mi danno fastidio. Comandi? Secondo il mio parere sono inutili, non mi danno fastidio. Se poi è per festeggiare la Ferrari o la Tristina vanno benissimo. Mi scusi, l'ha detto che dà fastidio le bandiere rosse. Ho detto che sono inutili. La bandiera rossa ho detto che sono inutili. La me lascia finirlo? No, perché parli inesattezze. Ho detto che sono inutili. Ok. Sì, allora, per lei le bandiere rosse sono inutili. Lei la sa l'origine della bandiera rossa? Me la spieghi? La bandiera rossa, perché quelle bandiere rosse che le è sul carso che a lei che dà fastidio, no, non le dà inutili. la stella rossa. Se è la stella rossa, è la bandiera rossa comunista. Ma la bandiera rossa senza la stella rossa la è nata a fine 800 negli Stati Uniti per un massacro dei lavoratori, delle lavoratrici, no? Che le ha fatto sciopero queste persone e le è state massacrate.
Da quel momento, il 1° maggio, è diventato la festa dei lavoratori, con la bandiera rossa che indica il sangue versato dai lavoratori, diciamo che procurato dai paroni, chiamiamoli tra parentesi. Quindi la bandiera rossa col comunismo non c'entra niente, che a lei che dà fastidio, e il rosso sarà un problema suo, no? Traumatico, però non c'entra niente con il comunismo. Non so se abbiamo capito. Ok, è stato chiarissimo, grazie Sergio, buona giornata. Allora, buona giornata. Grazie. Continuiamo a nasconderci dietro il dito, ovviamente, perché ognuno, insomma, esprime la propria visione. Però sappiamo benissimo riprova che non comunque è così. Sappiamo benissimo che nell'altipiano carsico, dove c'è scritto Zivel Prvi Mei, e troviamo ancora qualche illuso sfilare con la bandiera della ex Jugoslavia, con la stella, o come anni fa era anche accaduto, abbiamo trovato sulla bandiera del municipio. La legge come provocazione. È una provocazione. Insomma, Se dopo vogliamo nascondere, dire che non è vero, che siamo tutti bravi, che siamo tutti buoni, che non è così, lo diciamo, facciamo contenti tutti, ma sappiamo benissimo che non è così. Perché tant'è che sul palco del 1° maggio mi metti la faccia di Mussolini con la faccia delle Meloni, cosa c'entra questo col mondo del lavoro? Forse vogliono far vedere quanti posti di lavoro che ha creato Giorgia Meloni, o anche quanti posti di lavoro che quella volta lavorava, come si lavorava nello Stato italiano. Che già da un po' di tempo, insomma, sta facendo dei decreti proprio ma per oggi il 1° maggio, è chiaro, no? Questo è quello che conta. Possiamo parlare anche di altre cose, ad esempio i sindacati adesso, dopo aver firmato tutti i vari contratti, ovviamente sottopagando alcuni tipi di lavori, adesso si inventano il discorso del minimo salariale di 9 euro, ma non è che uno deve avere il minimo salariale di 9 euro lordi, tra l'altro, quindi è una qualcosa che secondo me non esiste, ma bisognerebbe avere il giusto stipendio, più che il minimo, perché poi dopo magari le persone si adeguano sul minimo. E non è che così che si va avanti. Quello, insomma, bisognerebbe pericolo, abbassare il costo del lavoro. No, bisogna alzare le no, abbassiamo il costo del lavoro. Così entrano più soldi direttamente ai lavoratori. Più soldi, buongiorno, ieri 1° maggio si è tenuto un evento, ci scrive Piero, a margine dei soliti scontati di colori cortei politici. Sto parlando del 1° maggio tricolore, manifestazione organizzata da Trieste Pro Patria in via delle Torri, durante la quale numerosi esponenti del mondo politico, culturale, sindacale e sociale hanno preso la parola. I temi portati sono stati il lavoro e la sicurezza, prima delle ideologie, non simboli di partito, ma uno sventolare di tricolori hanno fatto da sfondo al partecipato evento, che di solito si è svolto nel più totale, che come al solito insomma si è svolto nel più totale ordine, senza il benché minimo atto di intolleranza. Grazie dell'attenzione Piero, grazie di averci raccontato. Il 1° maggio tricolare ormai è da anni che si svolge. È vero. Non c'è mai stato uno scontro, non è mai successo niente, non ci sono mai simboli di partito, si vedono solo sventolare il tricolore italiano, quindi insomma. Mentre Igor ci scrive: le bandiere rosse sono il simbolo di conquista e di diritti per tutti, rappresentano il sangue dei lavoratori, crimini fascisti insegnati a scuola non mi risulta, questo dice insomma Igor, le visioni sono sempre molto diverse. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Dino. Io volevo dire una cosa a Cinque Palmi. Allora, Cinque Palmi, volevo chiederti una cosa, no? Tu mi sai dire da quanti anni è stata governata Trieste, dal 1300 al 1918, e da chi? Non capisco il senso della domanda, scusami. No, il senso della domanda, visto che si parla tanto di italianità di Trieste, nessuno nega l'italianità di Trieste, però bisogna conoscere anche la storia. Allora, Trieste è stata sotto il dominio austro-ungarico, sotto l'impero austro-ungarico. Ma prima c'era Giulio Cesare.
Guarda che prima c'era Giulio Cesare, ma di cosa stiamo parlando? Parleremo quando che vieni in pizzeria, mie e lei che se conosciamo parliamo volentieri, ma di cosa stiamo parlando? Dell'Austria? Infatti, dai, parliamo dell'Austria, allora dobbiamo parlare in tedesco. No. Ma dai. Ma non si può Pensiamo, siamo nel 2026. No, volevo farvi ragionare la vita di questa città. Se lei non la conosci, la vita di questa città. No, la conosci lei, la conosci, grazie. Non volevo offenderla. E non che non le rispondo così apertamente come che la fa lei. Ma la me spieghi lei la metà dell'ignorante, lei non la conosci? Me la spieghi lei se la metà dell'ignorante? Per quanto riguarda ieri, la festa dei lavoratori. Sì. E bisogna accettare. E cosa c'entra la bandiera titina con la festa dei lavoratori? Mi scusi un attimo. Cosa? Cosa c'entra la bandiera titina con la festa dei lavoratori? Ma quella è un esponente unico, le persone che viene. Ma non questo è un esponente unico, allora tutti esponenti unici. Non è così perché allora se quando noi facciamo una manifestazione entra un deficiente con la bandiera nazista, noi lo allontaniamo. Nel senso è mancanza di rispetto. No, e non bisogna parlare per parlare. Perché come che la fa lei in trasmissione se fa il bar. Va bene, ha ragione. Io volevo dire soltanto una cosa. Sì, dica. Ma non è possibile parlare così. Allora, volevo dire che questo, che bisogna aspettare, ma penso che nessuna persona va a confrontare l'altra persona che va a manifestare. Ognuno ha le proprie idee e le proprie idee va rispettate, soprattutto con basta che non sia la violenza. Esatto. Allora, uno viene con quel manifesto, uno viene con la camicia nera, io non vado a dire con passitone o offenderlo, ha le sue idee. Devo accettarlo, però devo affrontare il discorso in modo serio. Tutto qua. Il rispetto è la prima cosa. Non si può sempre accusare il prossimo di inefficienza o di prepotenza. Ieri si sta una manifestazione dove i lavoratori, la maggior parte erano lavoratori, perché erano anche fioi, era famiglia, e con i fioi piccoli, era le bande, era ragazzi giovani, era universitari, era le scuole medie, superiori. E insomma, non credo che tutta questa banda era tutta una massa di deficienti come che lei la vuol far credere. Questa è una vergogna che si dice. No, lei l'ha detto questo, non l'ho godito me. Lei l'ha detto questo. Ma lo fa capire come che la fa. No, lei l'ha detto, mi stia mettendo in bocca roba che mi non dico. Ma mi dispiace perché pensavo di avere un colloquio più facile. Vabbè, la metà pronti attenti via, la metà dell'ignorante, non lo capì. Mi spieghi lei come che le vuol fare un colloquio facendo passare per mondo a un altro? Lei l'ha detto perché la che dà ignorante. No. Vabbè, dai, abbassiamo un pochino i toni. Dai, grazie Dino comunque che ha voluto ribadire che è vero, c'è stata la manifestazione come sempre se noi facciamo dei sindacati sul mondo del lavoro, sui problemi del lavoro. Se noi facciamo una manifestazione e all'interno della nostra manifestazione si presenta un idiota con una bandiera nazista, viene allontanato immediatamente. Sì, perché appunto, viene allontanato immediatamente. È normale, insomma, che sia voglio così, dire, no? Senza se e senza ma non deve essere, può essere anche una bandiera dell'RSI, viene immediatamente allontanato. Perché non si può fare apologia del fascismo in Italia, è giusto, no? Questi arrivano a Trieste con la bandiera ma per uno non era uno, perché non era uno. Le ha dato fastidio, insomma, questo. Allora, io dico sempre questo, allora, se noi usiamo le date di ricorrenza di determinate manifestazioni, 25 aprile, 1 maggio, che a Trieste hanno un altro significato, è una data ancora divisiva a Trieste, perché tanti festeggiano il 1 maggio per l'arrivo anche degli jugoslavi a Trieste, tanti hanno subito, ognuno la sua, però non si può dire che non è vero. No, e non si può neanche dire, ma per uno facciamo finta di niente. Non è così. Perché uno deve essere immediatamente allontanato. Perché io voglio ricordare che il 25 aprile i giovani di un altro partito, ma lo dico, di Forza Italia, sono stati allontanati dal corteo del 25 aprile. Perché loro non erano degni di sfilare. Ma allora voglio vedere se io il prossimo anno, il 1 maggio, arrivo in piazza e mi consentono di sfilare con loro.
voglio vedere se loro vanno bene. Ma di cosa stiamo provi. parlando? Chiarissimo, insomma, questa è la posizione. Allora, quando si inizierà a festeggiare il 1° maggio per quello che è, rispettando tutte le sensibilità, perché appunto ho detto, noi non siamo a Trieste. A Trieste ha un suo significato. Ci sono persone che hanno perso tutto, hanno perso pezzi della famiglia, diciamo, e non possono dire, beh, festeggiamo la bandiera rossa, Zivil per Vimei vuol dire la festa del lavoro. Non è vero. Allora, se dobbiamo essere onesti, facciamoli onesti fino in fondo, vediamo di collaborare, di costruire una festa del 1° maggio come si deve. Allora, io fino a quando vedo le foto della Meloni in piazza, sul palco del 1° maggio, messe vicino alle foto di Mussolini, che viene offese, ma di cosa stiamo parlando? Vogliamo pensare di andare avanti? Parliamo dei contratti, parliamo dei posti di lavoro, ce ne sono di argomenti. Chiaro. E noi invece qua ancora a discutere sulle bandiere rosse, sui titini e su quello che hanno fatto. Beh, ma prima i fascisti, ma a Trieste nel 1300 c'era l'Austria, ma di cosa stiamo parlando? Allora, c'è un'altra telefonata. Dai. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Luigi. Luigi, buongiorno. Allora, diciamo con il suo ospite sono in parte d'accordo. Bandiere rosse, bandiere nere, ecco. Va bene, con il genere umano è difficile comunicare, no? Quanti ci sono idee molto diverse tra loro, no? Va bene, comunque tutti hanno ragione, no? Ecco, perché i danni vengono fatti a livello politico, no? E la gente non assimila insomma l'errore e chissà quante altre cose. Ecco, a me mi dà fastidio. Intanto voglio fare un augurio del buon 1° maggio all'azienda del StarTech, no? Già, infatti. Che la regione, avendo dichiarato 7 miliardi di risparmio, poteva intervenire e saldare i stipendi di questi lavoratori, no? Così si risolveva e poi se li faceva ridare dall'azienda, no? Ecco, ci perdiamo in un bicchiere d'acqua, capisci? Ecco, perché diciamo che un segretario politico alla Camera, no, prende più di 10.000 euro, capisce? E lui dei lavoratori non gliene può fregare di meno perché non tocca la sua tasca, capisce? Perché è così, è inutile girargli intorno, capisce? Ecco, allora facciamo le robe come si deve, no? È troppo facile andare in piazza e protestare, non va questo, non va quello, no? Questi sindacalisti, no? E loro prendono più di 10.000 euro, no? Ecco, anch'io sono buono di fare il sindacalista, vado là e prendo più di 10.000 euro, capisce? Ecco, è questo che noi umani non riusciamo a capire, che ci stanno prendendo per i fondelli, diciamo così. Ecco. Capito Luigi, insomma massima solidarietà anche da parte nostra a tutti questi 320 lavoratori e lavoratrici che sono senza paga. Già lunedì ci sarà in realtà, grazie Luigi per avercelo ricordato, ci sarà questo incontro, no? Al Ministero interviene anche la Regione, come sempre fa prontamente in questa nuova apertura di una crisi, di una possibile crisi, perché si parla non solo di una mancanza insomma di liquidità ma proprio dell'uscita di scena, no? Di un socio importante, un socio importante e dopo diventa difficile insomma. Perché io torno a ribadire il fatto che i sindacati si devono occupare di lavoro e questo in teoria nascono per questo, nascono per difendere i lavoratori, nascono per portare i vari diritti all'interno delle fabbriche, che comunque oggi sappiamo, non siamo nel 1900, oggi il mondo è cambiato, questi diritti in linea di massima sono sempre rispettati, però noi abbiamo visto che la CGIL ad esempio si è occupata del mondo anche pro-Palestina e oggi vediamo che il socio del 50% israeliano si ritira. Magari se magari i sindacati fanno i sindacati e non vanno in piazza con bandiere politiche a appoggiare
magari sarebbe meglio. Non credo sia una causa-effetto, comunque no, insomma. Però ormai anche questi magari non si sentono neanche tutelati qua in Italia. No, proprio non rispondono a determinati dettami insomma, del nostro governo, no? C'è il Golden Power che non è rispettato evidentemente insomma, in questo caso. Allora dobbiamo fermarci per una piccolissima pausa pubblicitaria e ci rivediamo fra pochissimo ancora in compagnia di Gabriele Cinquepalmi. A fra poco. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Gabriele Cinquepalmi, Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Poi parliamo anche un po' del Consiglio Comunale, però lei non c'era, no? L'ultimo Consiglio non c'era. L'ultimo Consiglio non c'era, perché si parlava del PEBA. Perché l'hanno fatto di mercoledì e mercoledì non ho potuto liberarmi. E quindi ho dovuto subito, quindi era assente, insomma. Si parla di nuove dibattiti, nuovi querella all'interno proprio della stessa maggioranza, ormai sono all'ordine del giorno, come va? Le elezioni si avvicinano. Le elezioni si avvicinano, questa è la motivazione, insomma. Allora, vediamo la vignetta di Marco Englaro. Ieri alla festa dei lavoratori, tanto non te tocca. Qui è molto carina, grazie a Marco Englaro. Qui evidentemente sono dei pensionati, no? Chiaramente. Allora, c'è una telefonata in attesa. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno, qua c'è Gianni. Gianni, buongiorno. Volevo dire, demos e pace, non stiamo a lottare ancora, sia da una parte che dall'altra. E il tempo si è passato, mettere una pietra e un velo grande e grosso e un pieron de sora e non parlarne più e darsi la mano. Perché dopo la storia di Trieste, se uno la conosce non parla monade, no? Perché la storia di Trieste, adesso se cominciamo con le 13 casate, se vedi che sono tutte italiane, da Belli, Bonomo, chi ancora, Basesio, Ciotti, Pellegrini e tutte queste altre, no? Dopo purtroppo Trieste che ha voluto, no, purtroppo, giustamente, la voluto essere indipendente, non la voleva dipendere da Venezia, perché Venezia era una grande prepotente, ma grande, e il mare Adriatico era tutto suo. E potessi raccontare due tre robe del capitano che lo accompagna, ma non voglio fare lunga, volessi solo che oggi come oggi e andare avanti un pochettino senza tante diatribe, ogni dunga voi sui torti e anche qualche volta le sue ragioni. Però ricordo che il Trieste ha domandato l'aiuto a Leopoldo III che era dell'Austria, che non era neanche imperatore, nel 1382, no? E dopo ne ha dato una mano per difendersi, tutto questo. E dopo si è venuto quel che si è venuto con Maria Teresa, che tutti sa che è inutile che mica da conto. Però volevo fare anche un fatto di storia. Il fatto di storia è che il signor che ha detto che si è venuto le bandiere rosse erano già nel Galles del 1800 rotti. Allora volevo dire che c'è una lunga storia le bandiere rosse e adesso lasciamo bandiere rosse e nere, quelle che puoi portare eventualmente violenza, perché dipende come che le sventolate. Temo se una mano e femo pace, questo che avevamo bisogno noi oggi. E mica parlo perché ho fatto la guerra, non ho fatto la guerra, io ero nella guerra, conosco una parte e dell'altra, tante volte mica parla anche di queste robe. Ma adesso sentendo tutta sta gente che ha questa animosità mi dà un pochettino fastidio. Stiamo buoni, diamosci la mano e cerchiamo
di lottare per la Trieste. Trieste c'è sempre stata italiana. Perché c'è stata italiana? Perché io ho detto, io ero le 13 casate, dico fra l'altro, mio nonno era austro-ungarico, così venivo all'Italia e che dovesse andare via. Mia zia era, non mia zia, la mamma di mio papà era slovena. Insomma, Trieste è questa e questo dobbiamo tenere. Via le diatribe, per favore. Giusto, Gianni, bellissimo appello. Ci piace. Che ma vede così, ancora oggi sto odio, sta roba, me dà, è finita la guerra. In Spagna che ha fatto la civile e si è già finito tutto da secoli quasi. E quasi continua ancora. Scusate il mio disturbo. Grazie, no, non disturba mai Gianni, anzi. Più bello intervento della mattinata. Vorrei andare a pranzo oggi con il signor Gianni per parlare in tranquillità. Gianni, che insomma dall'alto dei suoi 90 anni io dico, ci da parte dispensa mia, una perla di saggezza. Ma sì, no? da parte mia ho sangue istriano, sangue austro-ungarico, sangue meridionale, quindi di cosa stiamo parlando? Ho sempre detto, allora, Trieste, ognuno ha la propria sensibilità, ma se ancora oggi iniziamo a parlare di quello che era, cioè non andiamo più avanti. Maria Stella sembra così d'accordo con il signor Gianni, dice: in questo particolare critico momento storico vorrei vedere solo manifestazioni per la pace, basta i soliti diverbi e contrapposizioni di bandiera. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Ho sentito la telefonata del signor Gianni e sono pienamente d'accordo con lui. Buongiorno anche a lei. Sì, mi sente? Sì, la sentiamo. Sì, quello che volevo dire è che ho sentito molto spesso e sappiamo benissimo quello che ha passato a Trieste con le foibe e tutto quanto, e spesso si sente dire Tito Boia, no? Tito non è stato altro che un prodotto della prima guerra mondiale, perché Tito fino al 14 faceva un collaudatore meccanico a Wiener Neustadt, vicino a Vienna. Quindi se non scoppiava la guerra Tito non lo avrebbe conosciuto nessuno. Poi allo scoppio della guerra Tito viene mandato sul fronte serbo, che prima non voleva arruolarsi ma poi accettò. Lì assieme ad altri triestini, istriani, dalmati, trentini venne mandato sul fronte russo. Lì fu ferito e fatto prigioniero dai russi ed è durante la prigionia che Tito subisce un indottrinamento bolscevico comunista. Ecco, questa è la storia di Tito e poi tutto il resto lo sappiamo. Poi viene molto spesso invitato in Italia, ebbe delle decorazioni, Gianni Agnelli lo invitò alla Fiat. Poi Tito ancora alcune curiosità, era molto appassionato di cinema. A Brioni spesso invitava la Lollobrigida, è vero, anche Richard star del Burton. cinema, hai ragione. Ecco, inoltre nel 69 c'è una foto che invitò Carlo Ponti e Sofia Loren. C'è una foto che ritrae Sofia Loren che cucina per Tito. Ecco, questo è più o meno la storia di questo presidente, che poi per la Jugoslavia è stato un grande statista, niente da dire, perché ha fatto da cuscinetto tra la Russia e l'America. Però è stato un prodotto della prima guerra mondiale. Se non succedeva, Tito non lo conosceva nessuno. Grazie e buongiorno. Grazie e buona giornata, insomma, per questo apporto storico, no? Sì, molto interessante. Sì, è vero, infatti. Indiscutibile, ecco, che indiscutibile. Se non ci fosse stata la prima guerra mondiale, Tito, ma anche Mussolini non ci sarebbe stato molto probabilmente, ecco. Quindi banalmente, insomma, le guerre poi producono, purtroppo le guerre producono, porta alla riflessione, insomma, della necessità della pace, no? Di cercare, insomma, in tutti i modi la pace. Ormai è da anni che dico, viviamo ormai nel 2026. Anche come la signora prima, ma quello che hanno fatto gli italiani, cioè secondo me è sbagliato parlare di questo.
Per la festa del lavoro parliamo di lavoro. Come dice Gianni, insomma, metterci una pietra sopra. Allora, abbiamo sentito invece non di guerre ma di battaglie all'interno del Consiglio Comunale, della Giunta e comunque della maggioranza che regge il Comune, e se ne sta parlando molto, no? in questo periodo. No, ma non è che sono guerre o no, appunto, sono delle scaramucce che esatto, all'interno di ogni famiglia si fanno. Che ci stanno in vista proprio delle prossime elezioni. Ognuno cerca di trovare il suo spazio, ognuno ha le sue idee, che per fortuna non sono tutte uguali, se no sarebbe un partito unico. Infatti. Ecco, però... E state lavorando alla creazione di un programma e di un candidato per le prossime un candidato elezioni. Unico, ovviamente, sì. E che è quello che si farà, perché la destra, il centrodestra, è ormai da 20 anni, anche più, sì, che va unita assieme, quindi non vedo nessuna notizia, non vedo nessun problema. Poi sì, io magari ho un pensiero, ho una sensibilità per determinate cose, e altri consiglieri ne hanno per altre. E poi si trova una quadra, insomma, non vedo niente di male. Succede in ogni appuntamento elettorale, insomma. Ma sì, stessa cosa sarà anche nell'altra parte. Schieramento, beh sì, lo stiamo vedendo, quindi... insomma, assolutamente. Allora, c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno dottoressa Buccarella, sono Maurizio. Maurizio, buongiorno. E volevo anche, io sono abituato, come dico sempre, a pensare. Sì. Ecco, sono reso conto di una cosa. Noi, purtroppo, a Trieste non siamo come gli altri. Non siamo come il resto d'Italia, siamo il prodotto di ciò che è stato. Mi spiego meglio. Sì. Il resto d'Italia nel 1945 la guerra è finita, noi per altri ulteriori 9 anni ci siamo trovati dei soldati di un altro Stato qua da noi. E noi abbiamo avuto, i morti vanno giustificati e visti tutti. A Trieste c'è stato di tutto. Le spiego, a Roma con le fosse ardeatine, 300 rotti morti, festeggia ogni anno. Qua per anni nessuno ha parlato delle foibe. Guardi che non sto parlando da un punto di vista politico o partitico, assolutamente. No, è vero, c'è una realtà, non si è parlato. Dottoressa, conosco quella realtà molto bene perché l'ho anche studiata. Certo. Ecco, per cui potrei fare un trattato sul problema, però non è per questo che ho telefonato. D'altra parte siamo diversi perché noi eravamo l'unico forno crematorio in Italia. Vero. Se parliamo dall'altra parte. Allora, quello che sta città ha provato e quello che Bologna non ha provato, Napoli non ha provato, nessuno ha provato. Per cui abbiamo una storia alle parti, dietro la schiena, e ce la portiamo dietro. Per cui, caro il signor Cinquepalmi, con tanto rispetto, perché lei potrebbe essere mio figlio, io sono vecchio, ecco, per cui glielo dico con tanto rispetto. Ecco, questa è la situazione di Trieste e la vita mi ha insegnato che l'amor passa, l'odio no. Ecco, questi sono due pesi diversi che ci troviamo davanti. Per cui noi vedremo quelle bandiere sul nostro territorio, dico nostro perché mio nonno per avere il tricolore qua l'ha pagata molto dura. Ecco, per cui so cosa vuol dire. Ecco, però non è che da una parte c'erano i santi e dall'altra erano i cattivi. Ognuno vede il suo male, ognuno pensa che il suo male è più grande di quello degli altri. Questo è umano. Lei vada in un pronto soccorso, vedrà che tutti stanno più male di quell'altro. Sì. E l'unico che sta zitto è quello che sta per morire. Però la vita è proprio questa. Vita è questa. Allora noi dobbiamo tenerci conto che non dicano fanno confusione, fanno questo. Delle persone vivono ancora con quei ricordi, vivono in quella maniera. Dobbiamo decidere cosa fare. Non possiamo essere come sono stati a Est, che quando andavano le squadre di calcio, non so, della Serbia, passavano per la Croazia con la bandiera serba, che era di calcio, però gliela facevano togliere perché era un'altra roba. Come non voglio arrivare al punto ai poveri istriani che sono venuti in Italia, trattati in differente come, quando sono tornati di là e portavano una piantina, sul confine gli dicevano questa non entra perché è terra d'Italia. Guardi che non sto facendo un discorso partitico, certo. Abbiamo delle teste quadrate ovunque, bisogna accettare tutti, perché non si può ammazzarli. No. Parlo di destra e di sinistra, guardi che secondo me io ce l'ho
come posso pensare ancora male, e penserò tutta la vita male di un Salvini che è andato a farsi le selfie sulle foibe? Guardi che è una cosa secondo me vergognosa, perché se andavo a farmi un selfie al funerale di Bossi volevo vedere cosa che succedeva. Ecco, allora i pesi devono essere uguali per tutti, per cui le sto dicendo non esiste destra, sinistra, bisogna, scusi non voglio essere lungo, però bisogna pensare su queste robe e bisogna capire chi che siamo e da dove veniamo. Grazie. Grazie Maurizio, insomma condivisibile al 100% anche questo intervento, perché mi sembra saggio. Che poi è quello che ho sempre detto, che appunto che Trieste vive una sua realtà. Quindi non si può pretendere di festeggiare il 25 aprile, la data della liberazione, in egual misura, perché ognuno ha i suoi, ha la propria sensibilità. E stessa cosa vale per il 1° maggio. Certi usano il 1° maggio come ricordo dell'arrivo delle truppe jugoslave. E tanti purtroppo, insomma, che non sto parlando, non viene accettata da un'altra parte. Non viene accettata perché ha vissuto un'altra cosa. Quindi se dobbiamo parlare della festa del lavoro, facciamo la festa del lavoro. Queste feste in realtà sono anche un'occasione per tanti turisti, lo abbiamo visto anche sul giornale, per arrivare in città, no? Negli ultimi anni stiamo vedendo il pienone, ecco qua, in centro torna il pienone di turisti e negli alberghi c'è tutto esaurito. Nei giorni scorsi si era parlato anche della difficoltà a trovare cuochi, camerieri, immagino che così, anche per competenza diciamo professionale, di questo qualcosina ne sia conscio, no? Immagino, è veramente così, insomma è così grave la situazione. La situazione è molto difficile, i tempi sono cambiati, perché i tempi sono cambiati. Ormai, allora una volta, quando magari anch'io ero ragazzo, magari si sacrificava anche un po' di tempo libero per avere un po' di lire in più, per comprarsi la macchina, per fare il mutuo, per comprare la casa. Oggi come oggi, magari perché c'è tra i giovani un benessere che magari una volta non era così, c'è meno predisposizione a sacrificare il tempo libero per le ore di lavoro. Quindi quando si inizia a parlare di lavorare sabato, domenica, la sera, c'è meno festivi, no? C'è difficoltà e purtroppo tanti locali hanno veramente lavorano, devono tenere chiusi. Io conosco persone che avevano l'anno scorso un albergo a Lignano e lo hanno dovuto tenere chiuso perché non trovavano abbastanza personale, no? Perché da un lato c'è la positiva, no? Il positivo afflusso di turisti. Io parlo ovviamente sempre contratti regolari, paghe regolari, tutto quello che perché poi c'è tutto protocollo. Il mondo del nero. Dopo che... qualcuno mi viene sempre a dire, ma quello paga 3 euro all'ora, 4 euro all'ora, quello deve andare in galera. Allora è giusto che sia chiaro, non è lavori, no? Quello deve essere chiuso, che poi non si sa mai perché. Quello resta sempre aperto e invece chi è regolare ha 3.000 difficoltà. Io quando parlo sempre in un mondo dove che sia tutto quanto regolare. No? Quindi non parliamo appunto di lavoro nero, sfruttato, no. eccetera. No? Allora c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Buongiorno. Buongiorno. Io ho ascoltato tutti i vari discorsi del 1° maggio e ogni anno mi viene da piangere perché il tema del lavoro è l'ultimo pensiero. C'è il sindacato che dovrebbe preoccuparsi di sostenere i posti di lavoro in maniera adeguata, non parla del perché non ci sono posti di lavoro non parla del perché gli stipendi sono paragonabili a quelli del 1990 e perché siamo arrivati in questa situazione di povertà. E il problema è l'Europa, l'Unione Europea con le sue regole, col fatto che noi dobbiamo confrontarci, solo esportare, andare all'estero e quindi abbassare gli stipendi per essere competitivi e che le nostre aziende sono andate via dall'Italia e quindi i posti di lavoro si sono volatilizzati. In più
tutte quelle merci che prima costruivamo dentro di noi e quindi producevano il nostro PIL, adesso sono importazioni e quindi sono in negativo nel nostro PIL e quindi siamo diventati ancora più poveri globalmente come Stato. Abbiamo perso le nostre prerogative per fare una politica economica degna e autonoma e quindi non siamo più niente, però il sindacato si guarda il governo come per dire è colpa del governo, è colpa del fatto che ci hanno fatto entrare in un sistema che non era adatto alla nostra economia, è il fatto che abbiamo dimezzato il nostro valore di mercato della moneta che abbiamo in mano e quindi questo è il risultato, però non lo dicono, sembra che sia tutto colpa di eventuali persone che sono provvisoriamente al governo e che quindi fanno le cose male. Le cose male sono state fatte 30 anni fa e non ci hanno mai chiesto se volevamo o non volevamo entrare in questo sistema. La cosa migliore era rimanere nel mercato comune europeo, dove ogni Stato con la propria moneta faceva la sua politica economica e partecipava al discorso globale del mercato interno europeo. Questo era il problema. Adesso non si sa come ne verremo fuori. Come uscirne, Grazie, insomma. Grazie Gino, condivide l'analisi. Condivido proprio parlando anche proprio che è iniziato 30 anni fa. Io ricordo, io nasco nel commercio con la mia famiglia, mio papà, mio nonno, quindi noi ci recavamo sempre fuori Trieste a prendere determinate cose, dei capi d'abbigliamento. Ad esempio una volta verso Prato c'erano tutti i calzetifici, tutte le ditte più grosse che c'erano in Italia, made in Italy, avevano le fabbriche dei capannoni che proprio si perdevano a vista d'occhio, no? Tutti quei capannoni, tutte quelle fabbriche sono state esportate verso i paesi dell'est, perché prendevano dei soldi dalla comunità europea a chi spostava le fabbriche in quei posti per creare posti di lavoro e ovviamente faccio l'esempio, fare una calza in Italia o farla in Romania cambia ben poco a livello della qualità poi del prodotto, di qualità del finale, prodotto, no? Certo. È cambiato tanto a livello economico. Infatti. Ecco, quindi tutte queste fabbriche che noi abbiamo perso quella volta, che si sono spostate, sono stati posti di lavoro persi. E quella volta non ho grossi, cioè è là che bisognava entrare e vietare queste cose. Pensiamo allo stesso discorso della Fiat, oggi ormai neanche non mi ricordo come si chiama. Cioè in Italia non si producono più macchine. L'automotive italiana è finita. È finita, infatti. Importiamo tutti i pezzi, ci sburtano, ci vogliono obbligare sull'elettrico dicendo che non inquina, che alla fine non è vero niente, cioè, magari non inquina di meno qua a Trieste, ma inquina di più quindi si sposta il problema. Ecco, però tutto l'automotive italiano è andato perso. Noi non lo produciamo più, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, le stesse marche anche di moto. Noi in Italia non abbiamo più la Ducati è tedesca. Cioè la Benelli cinese, sono tutte quante ormai moto, la Piaggio è rimasta italiana. Ecco, però questo è il problema dei lavoratori, è il problema del lavoro. Un grossissimo problema che ci sarà, che bisogna affrontarlo assolutamente, e qua anche i sindacati dovrebbero entrare in campo e cercare di alzare la voce, è per l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale andrà a mangiare il 70% dei lavori. È vero, è vero. Si parla addirittura gli avvocati potranno essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Quindi anche i lavori dell'intelletto, no? Ecco, chiaramente. Quindi... Voglio far presente, questo qua magari tanti giovani a quest'ora non ascoltano Tele 4. Ritornate a fare gli artigiani. Vi prego, prendete mazzetta e scalpello, cominciate a fare impianti elettrici, cominciate a fare gli idraulici, non si trovano frigoristi. Assicurato. Non si trovano frigoristi. Ecco. Fare frigorista, l'intelligenza artificiale non lo farà mai. Tornate a fare i lavori manuali, perché l'Italia era forte in questo. A cui si stanno indirizzando tanti ragazzi, in effetti. Quindi, quando si dice si ha difficoltà a trovare giovani, perché per determinati lavori bisogna sporcarsi, bisogna sporcare le mani. Ritornate a fare il gelato, il panettiere,
Vediamo quanti ragazzi vanno a fare i panettieri. I panettieri lavorano la notte, un lavoro pesantissimo, però è un lavoro che andrà perso a favore delle grandi distribuzioni, tutto quello che è. Allora, dobbiamo fermarci per la pubblicità. Io ringrazio Gabriele Cinquepalmi per essere stato con noi. Lo invito a tornare a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie. Grazie, buona giornata. Noi ci fermiamo, come dicevo, e fra poco sarà con noi Alessio Colautti. A fra poco. Come se ormai apposta. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. In questo sabato ci allete della sua presenza Alessio Colautti. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti. Sì, dico anch'io anche se è passato, buon primo maggio a tutti. Buon primo maggio a tutti, al lavoro ce l'ha, a chi il lavoro non ce l'ha, a chi ha già lavorato, è vero, perché magari per tanti anni ha lavorato e adesso si riposa, infatti. E per chi lavora ha lavorato anche il primo maggio. Insomma. Anche il primo maggio, è vero, c'è anche chi ha lavorato. E Salvini, il ministro Salvini, di cui prima abbiamo parlato, sì. Ha detto, ce lo fa sapere Marco Inglaro con la sua che conosce Salvini, che conosce direttamente Salvini che ha detto che lui torna a lavorare il 4 di maggio. Almeno un ponte il poter dire di averlo fatto. È carina, è proprio bella. Sì, molto... ha preso la palla al balzo da un discorso che si faceva prima sulla presenza di Salvini qui alla Foiba tempo fa, e quindi insomma ha fatto questa bella vignetta. Grazie Marco Inglaro, che salutiamo. Questo occhio meraviglioso per la realtà. Per la realtà, no? È verità, realtà. Allora, al di là del sorriso che ci ha fatto fare, c'è una telefonata, la sentiamo subito, dopo certo. Introduciamo i vari argomenti, a cominciare dallo spettacolo di domani, che è già sold out, mi pare, no? Abbiamo ancora dei posti, vediamo cosa... Quasi. Sì. Quasi. Sì, c'è allora, c'è una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, splendida Putela e splendido Putela. Grazie per il Putela. Buongiorno. Grazie Claudio. Un doveroso grazie a chi lavora in primis dietro le quinte. Mi riferisco al centralinista Massimo Girardi, persona squisita, al mitico Guido Indri, altrettanto. Vero. Buongiorno cara dottoressa Laura e al caro Alessio. Buongiorno a lei Claudio. Lei dottoressa ha detto alle 9 canteremo con Alessio. No, cantare io è meglio di no. Anche se ho proposto ad Alessio nel suo repertorio una meravigliosa canzone di Lorenzo Pilat, che io la reputo tra le più belle, ed è Cuore da bambino. Ecco, però dottoressa Laura, un piccolo omaggio breve in versi per celebrare questo momento in studio a delle 4 di magia. C'è scritto una poesia. Allora, sentiamo. Titolo: Note di luce al teatro. Notte d'oro nell'aria, un incanto che fiorisce, mentre il maestro Alessio il cuore rapisce. In studio è festa, un'estasi pura e armoniosa, che rende la vita più dolce e radiosa. Laura, Cristina e Giorgia, in un solo sentire, vedono una triestinità in musica fiorire. Tra ammiratori e giovani, un legame profondo nel teatro magico, il più bel posto del mondo. Lunga vita al maestro, al suo genio, al suo ardore, da Graziella, Claudio e Maurizio con tutto il cuore. Grazie Claudio. Buona giornata a tutti, buona giornata a tutti voi. Grazie Claudio. Anche a Graziella naturalmente, davvero lo ringraziamo per questo omaggio. Sì, ha sempre una vena estremamente poetica, prolifica, molto... Vero, sì, non che manca favella e penna. Sì, è molto... ma a Trieste abbiamo tantissimi è vero, infatti, che scrivono in versi sciolti. Anche il nostro Marco Stabile, ti devo confessare, lo
sai, benissimo, perché sì, Marco, lo sai. tra l'altro ti dico, lo dico tra me e te, tanto non ci sente nessuno. Non ci sente nessuno. E con Marco a me piacerebbe, visto che Marco coglie anche perfettamente l'essenza di quello che era un cavallo di battaglia di Cechelin, ossia il centone, cioè la parodia, infatti. magari il prossimo anno di avere qualcosa anche di Marco all'interno della mia stagione, insomma, mi piacerebbe molto. Perché no, insomma, dai, lo proponiamo. Ma no, anche, dai, insomma, sì. io credo nei giovani, quindi... Lui è molto in varie situazioni, insomma, sì, lui va è bene per sempre tante pronto, stagioni, sì. assolutamente, Sì. assolutamente, vero. Allora, domani cosa vedremo? Domani pomeriggio, come allora, si conclude la 16ª stagione Note in Caffè e si conclude come da sempre, da quando esiste la stagione Note in Caffè, con l'operetta, perché è un po' un ponte, a proposito di ponti, Vero. è un ponte che unisce la stagione invernale con quella estiva, e a Trieste estate vuol dire operetta da sempre. certo. Di conseguenza riuniamo un po' quelle che saranno ciò che si vedrà durante l'estate, e quest'anno ho deciso di mettere un po', punterò molto sulla bellezza femminile, bellezza sia di voci che di presenza, perché avrò con me il soprano Veronica Foia, questa ragazza molto giovane che da poco qui a Trieste, lei viene dall'Ucraina, e molti ne avranno sentito parlare perché colei la quale interpretava il difficilissimo ruolo della regina della notte nel Zauberflöte, nel flauto magico, nell'operina in un atto voluto dal Teatro Verdi, e questa ragazza alle 10:30 della mattina cantava l'aria della regina della notte, che non è proprio una roba, e poi la ripeteva al pomeriggio alle 2. E avrò poi con me, lei canterà alcune arie di Johann Strauss, e poi qualcosa di Imre Kallmann, e poi avrò a fianco a me anche una carissima amica, e con lei invece andremo più sui ruoli buffi, ovvero Marzia Postogna, che con me lavora da tantissimo tempo e con la quale formiamo un duo così de facto sulla scena. Al pianoforte il maestro Corrado Gulin, e poi avremo anche degli ospiti a sorpresa, dei quali non dico nulla perché altrimenti non ci sarebbe la sorpresa, e non parleremo soltanto di operetta, l'operetta danubiana, quindi Kallmann, Strauss, Lechar, andremo poi anche nell'operetta italiana con Lombardo, Ranzato, Costa, ma toccheremo anche quella che è l'operetta spagnola, ossia la zarzuela, che è un genere che qualche anno fa si era toccato a Trieste con il Festival dell'Operetta, era andata in scena infatti la Generala, e invece domani toccheremo anche questo ambito qui. Domani sarà un'occasione anche per presentare tutti gli appuntamenti dell'estate, che ho qui e poi magari ne daremo conto, esatto. I titoli già della stagione Note in Caffè 26-27, che sarà la stagione 17ª, ma la cosa che mi sta più a cuore sarà anche un'occasione per fare del bene, perché noi Note in Caffè una volta all'anno dedica un pomeriggio all'associazione Azzurra Malattie Rare Infantili dell'amico Alfredo Sidari. Domani alla fine dello spettacolo saranno raccolti i fondi per Azzurra. Benissimo, quindi è un appuntamento assolutamente da non Esatto, perdere. e dico l'antico adagio: chi ha tempo non aspetti tempo, nel senso che la cassa del teatro è aperta anche oggi pomeriggio dalle 17 alle 19, se no si possono acquistare i biglietti sul circuito Viva Ticket o altrimenti al Ticket Point di Galleria Rossoni. Chi ha tempo non aspetti tempo. E poi comunque perché c'è ancora qualche posto, ci sono ancora dei posti, ci sono delle prenotazioni, noi abbiamo la biglietteria a ordine fino alle 16:30, ora di inizio dello spettacolo si tengono le prenotazioni, poi chi c'è, le prenotazioni vengono vendute, quindi venire sempre a teatro. Sempre comunque. Allora, una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno, vorrei fare una lamentela Dica. alla vostra trasmissione Sveglia Trieste. Ecco, adesso bisogna mettere fisso la pausa Colauzzi ogni sabato. Ogni sabato, vero? Perché ormai non riusciamo più a reggere questi intelligentoni politici, comici, no? Ecco.
Non riesco a reggerli, no? Ecco, allora un attimo di relax, ci vuole il sabato. Allora mettiamo il fisso, sabato con la Utti, pausa fisso. con la Utti. Va bene. No? Ecco. ma guardi che alle volte mi rubano il mestiere, perché fanno più loro i comici che non io. Prenda spunto da loro, perché sai quante operette vengono fuori, no? Almeno ridiamo, no? Insomma, almeno ridiamo. Sì, sa cosa mi aveva detto? Cosa mi aveva detto molti anni fa una signora? Guardi, lei vale sicuramente più di una pastiglia, ma ancora più di una supposta. Quindi la ringrazio perché un po' siamo su quella linea. Ma qui siamo ormai ci hanno abituato sia alla pastiglia che alla supposta. Benissimo, bene così. La ringrazio molto. Grazie, grazie la della sveglia Trieste, telefonata. per favore, il sabato. Grazie. Pausa con la Utti. Dai, pausa con la Utti ci sta, non ne possiamo più assolutamente. degli intelligentoni che abbiamo. Noi ogni volta che possiamo grazie. lo invitiamo, no? Però sì, il fatto non è che non sempre il sabato, averlo, no? Infatti, poi magari sai, può essere da qualche altra parte. No? Sì, per fortuna, sì, insomma. Infatti, allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo ancora in compagnia di Alessio Colautti. Bentornati in diretta, allora sempre in compagnia di Alessio Colautti che ci raccontava dello spettacolo aperitivo d'operetta di domani e ci diceva anche che c'è questa finalità benefica che ci piace sottolineare ancora una volta per l'Associazione Azzurra, ma anticipava anche un pochino quella che è l'operetta d'estate, no? Sì, posso dirlo perché sarà penso ufficializzato a breve, però insomma ormai è cosa, i titoli dell'estate... Sì. Dico dovrebbero essere perché non spetta a me ufficializzarli, però se ne parla già negli ambienti, dovrebbero essere Ballo al Savoy, quindi andremo tutto sull'operetta Magiara quest'anno, Ballo al Savoy e Baiadera. Sono due titoli molto stuzzicanti, anche perché poco battuti, e quindi molto molto interessanti, e sarà anche un'occasione per vedere dei titoli non... insomma, perché ovviamente si pensa che l'operetta sia solo Vedova Allegra, Cavallino Bianco, Paese dei Campanelli, invece no, c'è tanta altra roba. E poi l'operetta intesa sia come teatri, ma soprattutto io mi sento di far parte del grande cappello dell'Associazione Internazionale dell'Operetta, portata avanti da Rossana Poletti, Andrea Binetti, poi quando si dice operetta Trieste dice Andrea Binetti, il maestro Gessi, siamo poi una grandissima squadra, tutti di affiatatissimi amici, propone anche dei concerti collaterali in giro. Ecco, una cosa che auspico non succeda, perché alle volte succede, molte volte magari mentre al teatro, parlo del Verdi, in una sera a teatro c'è in scena un'operetta, fuori in Piazza Verdi c'è un concerto di operetta. È un po' la guerra dei poveri, no? Insomma, sarebbe bello che non succedesse questa cosa. Che non accadesse. Ecco, allora vediamo di coordinare un po' di più. Anche perché solitamente le operette sia al Verdi che al Rossetti vanno in scena anche grazie al contributo del Comune di Trieste, e il Comune grazie a Sera Estate è anche il promotore di quelli che sono i concerti in Piazza Verdi. Allora, ecco, quindi magari coordiniamo un pochino. Sarebbe bello, no? Lanciamo questa... Magari alle persone piace venire a vedere sia l'operetta che quella sera in scena al Verdi, che poi in un altro momento il concerto di operetta che è in Piazza Verdi. Che è proprio in Piazza Verdi a poca distanza, col rischio magari quasi di sentirsi... appunto. Sì, perché alle volte succede. A me è successo di essere in produzione al Verdi d'estate e di pomeriggio mentre si fanno le prove, senti le prove audio in Piazza Verdi, quindi ci può essere anche insomma una sorta di disturbo, di vicinato molesto. Vicinato molesto. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Ciao Laura, ciao Alessio. Buongiorno. Questa è una Laura a proposito, questa è una Laura. Buongiorno Laura. Come sei? Ciao Muli. Ma come ieri e spero come domani.
sempre meo, Anzi, allora, meo di ieri e peggio di domani. Peggio di domani, vabbè. Ascolta, voglio solo darvi un salutino e con piacere di vedervi. No, te fa ben telefonare perché così sappiamo che insomma non servi chiamare televita, se tutto a posto e non servi... tutto bene. Sì, tutto a posto. Laura, te sa che con Novegno in teatro e mi fa un minuto di silenzio. Addirittura? Eh sì, la signora, io sempre con guarda, la Lasemi mi mando sempre avanti che col... Certo, così mi certo. preoccupo, no? Sì, anche la signora che ha molti anni, quindi se meglio mandarsi avanti col lavoro, Non si insomma. disi l'età delle donne. Dai, le però, donne, non si dice. vabbè. Alessio, Sì. questa è una pernacchia. E cosa te prepari per pranzo? Non te conto? Ah no, perché sennò passavo, questo era... Sì, no, non te conto. Se vediamo domani. Ciao Vabbè, Muli. D'accordo. Ciao Laura. Grazie Ciao. Laura, grazie. La signora, bisogna Sempre aprire una presente. parentesi sulla signora. La signora è, io lo posso dire, lei lo dice orgogliosamente, giustamente, scusa il doppio avverbo, ma 87 anni, Però, una tempra... super. Lei è piena di contatti, quando io metto in piedi uno spettacolo, la chiamo e lei dirama la comunicazione a macchia d'olio e io sono tranquillo che quelle 50 persone sono sicuro, Le porta, 40 insomma, persone, sì, secche proprio. Secche. Quindi ha un giro di conoscenze molto, perché molto poi infinito, lei molto ampio. gioca a tantissimi tornei di Burracco, ovviamente. immaginavo. Burracco, però il bello è che, tra l'altro io sono orgogliosissimo Lions, il mio è il Lions Trieste Miramar, e come molti altri Lions organizziamo dei tornei di beneficenza e lei È sempre va presente, anche a questi tornei di beneficenza. Fantastica. Salutiamo la signora Laura che si chiama come me, quindi è anche un nome così un po', adesso non voglio così, un po' antico, no Laura? Non si guarda usa più che tanto una volta in un di una viaggio volta. ne avevo, mi pare, 5 o 6, tanto che l'autista del pullman disse vabbè allora mi chiamo Laura anch'io, così mi adeguo alla media. Si usava un po' più una volta, adesso ci sono poche bambine con il nome Dici? Laura, forse tornerà piano piano. Beh guarda, se pensi come le mode, alla sì. fine sono circolari le mode, no? Tornano, infatti non bisognerebbe mai buttare via dei capi che identificano una moda perché ogni tot ritornano regolarmente. È vero, è vero. Ho appena fatto pulizia negli armadi. Quindi. Ecco bene, appunto. Allora, dopo un'ora di tragedie del Novecento, Alessio porta una ventata di sana triestinità che se ne frega di che bandiera sventola e testimonia le tante culture fondanti di Trieste, Trieste moderna. Insomma, sì. Grazie Igor, ci piace questa è una grandissima verità. Lo dicevo in uno spettacolo di qualche anno fa, uno spettacolo del quale porto un ricordo molto molto forte perché era uno spettacolo che abbiamo dovuto girare perché eravamo in pienissimo lockdown al Teatro Miela, che è un po' la mia casa insomma, e con Ariella Reggio, Andrea Binetti e Marzia Postogna, e avevamo un quartetto di musicisti con Alexander Ipavez alla fisarmonica, Alessandro Zulian al contrabbasso, Paolo Muscovi alle percussioni e Marco Ballaben al pianoforte. Trieste una scontrosa grazia. È stata un'esperienza estremamente forte perché soprattutto per chi come me ha un ruolo comico nello spettacolo, la comicità si fa di battuta e risposta dal pubblico e farlo davanti a un teatro vuoto è stata un'esperienza che non dimenticherò facilmente. Immagino, infatti. Anche perché per arrivare a teatro ho percorso mezza città vuota. È stata una cosa estremamente provante, però lo dicevo, mi ricorda molto bene la battuta, che spesse volte i triestini, per capire chi che comandava la città, doveva andare in Piazza Unità e guardare quale bandiera sventolava sul comune. A proposito di bandiere. No? Sì, perché se pensi una persona nata nel 1910, come potevano essere i nostri bisnonni, sono nati sotto la gallina con 2 teste, poi è arrivata la bandiera italiana, poi è arrivata la bandiera dell'Adriatische Künstlerland, quindi quella tedesca, poi è arrivata la bandiera titina, poi è arrivato il GMA, il governo militare alto, poi è tornata la bandiera italiana.
e cioè vivendo 80 anni, ne hanno passate tante di passaporti e di bandiere. Passaporti, è vero. Ma la cosa bella è che giravolta, quei che non abbiamo mai perso, se l'essere triestini. Cioè se passato 100 paroni, 100 bandiere, ma noi siamo restati sempre triestini. E la lingua è sempre stata quella, il triestin dialetto, acquisissi la grande importanza proprio per questo. Lingua franca, quella che parlava tutti, anche perché il triestin, come noi lo parliamo, a Trieste arriva appena negli anni 20-30 dell'Ottocento, perché prima si parlava un dialetto romancio, quindi simile al ladino, al friulano. Dopo, con il grande sviluppo del porto, che già nel 1719 era Portofranco, bisognava parlare una lingua che parlassi da Carciotti a Gopcevic al Mariner che era, e là arriva il triestin. Arriva il triestin, lingua quindi noi franca, della bandiera, bellissimo. insomma, chi che in questo, e qua mese splendida l'occasione per ricordarla, aveva fatto un bellissimo spettacolo nel 1978 Iole Silvani, e il triestin in carega, ossia il triestin in carega aspetta, e era da un baule che aveva fuori i capelli dei vari militari che era passati, quindi dall'austriaco col ciodo, e passava, ma il triestin è sempre in carega che aspetta. Sempre tranquillo. Cioè, era l'Austria, aspettava che arrivi l'Italia, cosa arriva l'Italia, se arriva il fascismo, aspettava che arrivi la libertà, aspettava la libertà, dopo se arriva i titini, aspettava i titini, voleva l'Italia, se arriva gli americani, insomma, noi dobbiamo sempre aspettare, sempre in carega aspettare, anche perché noi, al contrario dei furlani, molto attivi, noi piuttosto ne piace più e la carega noi ne è più confacente. No? Ecco, più confacente. Ho visto prima una battuta sul contagio possibile per aver sfilato un furlan, no? In corteo con i triestini, non ho più voglia di lavorare. Beh, ma se dici una famosissima battuta, insomma un vizzo sul fatto che a Monfalcone lavora un triestin e un furlan e se parla, finché il triestin che dice il furlan, beh ma ascolta domenica viene mia a Trieste che femmo bagno, sì, volentieri, e lui si presenta la domenica mattina con la cacciola, le piastrelle, perché per lui far bagno vuol dire fare il bagno, non andare a fare il touch. Allora, così come da me fatto con il piccolo, scrive Giorgio, rivolgo anche alla vostra emittente la proposta di essere promotrice presso il comune del conferimento di un riconoscimento municipale al maestro Alessio Colautti. Va bene, sposiamo anche noi questa causa. Sì, grazie, ringrazio il signor Giorgio, però io ancora ho già avuto occasione di dirlo, ringrazio tutte le persone che ogni tanto mi promuovono ad una benemerenza. Ringrazio, la benemerenza per me è più importante e non lo dico perché sembra una banalità ma è una grande verità, la più grande benemerenza è l'affetto del pubblico. L'affetto del pubblico, poi c'è ancora tanto tempo e tanta strada devo ancora percorrere prima di arrivare a una benemerenza. Le benemerenze le lasciamo ai colleghi che le meritano molto, ma molto di più. Dopo arriveremo, insomma. Ci arriveremo, dai, nel percorso. Se ci arriveremo, insomma. Ecco. Allora, c'è un'altra vignetta di Marco Inglaro, dopo dobbiamo andare in pubblicità. A Trieste che cambieremo nome all'assessorato ai lavori pubblici, assessorato alle transenne, assessorato ai lavori fermi. Questo è un tema che viene spesso fuori dalle telefonate dei nostri telespettatori, dalle segnalazioni anche via mail, no? Sì, tra l'altro Laura, guarda, infinite. Questa vignetta mi dà proprio l'assist per ringraziare tutte le persone che vengono al Teatro Miela, perché in questo momento arrivare al Teatro Miela è una sorta di percorso ad ostacoli, ma e poi magari faremo un piccolissimo micro bilancio della stagione Notte in Caffè di quest'anno, è la stagione che segna la grande ripresa. Noi avevamo ancora l'onda lunga del Covid, che per tutti i teatri, questo te lo diranno tutte le persone, anche le realtà molto più grandi della mia, ha segnato un grande spartiacque, ma stiamo riprendendo con i grandi numeri e questa è una cosa che mi riempie il cuore. Immagino, allora ne parliamo subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria, fra poco.
Bentornati in diretta ancora con Alessio Colautti. Allora dicevamo di un bilancio di queste note in caffè, è andata molto bene, sta andando molto bene. Adesso sì, io sono conclude. sempre molto cauto, è andata bene, il molto lo lasciamo più avanti. Più avanti. È andata bene perché i numeri parlano chiaro, poi abbiamo tentato ci sono 8 spettacoli di Notte in Caffè, cioè uno al mese che comincia ad ottobre e finisce a maggio. Abbiamo tentato anche di aprirci a nuovi argomenti. Purtroppo, o per fortuna, la cosa che unisce tutti gli 8 appuntamenti è che il sottoscritto è sempre presente. Siamo passati perché c'è sempre l'annosa questione, e questo credo sarà una cosa che confermano anche le persone che gestiscono realtà teatrali molto più grandi. Al pubblico bisogna dare ciò che il pubblico vuole o bisogna educare il pubblico a venire ciò che noi verso dove noi vogliamo portarlo? È una diatriba sempre estremamente presente, complessa, no? Ecco. Sì. E in più, vicino a questo argomento così quasi amletico, dobbiamo mettere vicino il bilancio economico. Banalmente, no? Esatto, però, perché bisogna dare al pubblico anche cose nuove, ma il pubblico magari non risponde così in massa come per le cose che il pubblico invece richiede. Che è abituato a vedere. Esatto, esatto. Allora bisogna sempre dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Io so che se ho delle cose, delle scadenze, metto degli argomenti in cartellone, so che posso pagare quelle scadenze, perché so che sono le cose che riguardano l'Austria, che io farei solo quelle, forse per me, e le cose che riguardano Trieste e Cechelin, e io farei anche solo quelle, farei uno quello che è, e l'operetta. Però abbiamo fatto una cosa che riguardava Sinatra, abbiamo fatto una cosa che riguardava un'esperienza multisensoriale, la musica e luce, dove abbiamo portato 60 elementi di orchestra sul palcoscenico, credo un record per il Miela, dove il pubblico è rimasto anche totalmente al buio per 4 minuti per capire che cosa percepisce un non vedente con la musica, quali colori, perché anche il non vedente percepisce dei colori. I colori, sì. Questo poi, per esempio, il prossimo anno, così faccio una cosa orribile di il prossimo anno cominceremo ad ottobre anche, cominceremo con A tempo di marcia, quindi una cosa sulle marce militari asburgiche, poi torna a trovarci, visto la grande richiesta e il successo, il Quintetto Zicano, poi il 6 dicembre andremo con Si fa ma non si dice, cioè la canzone erotica a doppio senso e peccaminosa della prima metà del Novecento. Si fa ma non si dice, era nata a Novi, la grande Millì. Ecco, questa è una cosa che, sai, erano robe degli anni 30, 40, 50, sono cose che ai giorni nostri ormai dove si dicono cose, ma molto probabilmente all'epoca dicevano molte più cose di quelle che diciamo noi, solo che le dicevano con un'eleganza. Con un'altra eleganza, no? Sì, con un'altra singolarità. Poi andremo con Trieste Mia, un varietà musicale su Trieste. Poi, siccome la data di febbraio cade il 14 di febbraio, quindi amore vuol dire gelosia, e là l'argomento si presta 14 marzo invece avremo di nuovo un'esperienza multisensoriale, perché al pubblico verranno date anche delle boccette con degli oli essenziali di betulla e pino mugo, e mentre ascolteranno queste musiche che trasporteranno il pubblico in alcune Varese, insomma, nelle foreste di latifoglie, per annusare la segatura, il profumo di legno. Poi l'11 aprile Trieste-Napoli è andata a ritorno, e il 2 maggio finiremo nuovamente con l'operetta. C'è sempre poi lo spettacolo fuori abbonamento, che a me è molto molto caro, con l'associazione Parkinsoniani, e quest'anno metteremo in scena Tocca a lei, che sarà un dialogo scenico in una sala d'attesa di un ufficio postale, dove il parkinsoniano potrà raccontarsi. E questa sarà la stagione. Questa è la prossima stagione, insomma, ci ha dato le anticipazioni. Prima c'è la stagione estiva. No? L'estate. Quest'anno ci trasferiamo dal giardino pubblico, avevamo l'estate in giardino,
ci trasferiamo al Miela, perché il Miela ha l'aria condizionata da quest'anno. Ecco, e quindi si può passare l'estate. E soprattutto perché ovviamente all'aperto per andare in scena bisognava aspettare le 9 di sera per il buio, e molte persone non si spostavano di casa perché era tardi alla sera. Troppo tardi. Mentre al Miela possiamo andare in scena alle 18:30. In qualsiasi esatto, momento, di lunedì. Teniamo la giornata del lunedì, 18:30, cominciamo, faremo una a giugno, una a luglio e una ad agosto, cominciamo il 22 giugno, io, Francesca Marsi e Marco Balaben al pianoforte, Amor no se brodo de fasoi, ovvero tutto l'amore raccontato nella grande letteratura della canzone triestina. Andiamo poi il 13 luglio, io, Elisa Colummi e Marco Balaben al pianoforte, Vanoni e Paoli, una lunga storia d'amore. Un omaggio. Quest'anno tutti e due. Infatti. Il 10 agosto chiudiamo con l'organico al completo, io, Francesca Marsi, Elisa Colummi e Marco Balaven al pianoforte, Non ti fidare di un bacio a mezzanotte, tutta la letteratura del quartetto Cetra. Del quartetto Cetra, quindi è un programma bellissimo anche per l'estate, con questo bello omaggio, insomma, due giganti della canzone italiana. Sì, no? anche Gino perché Paoli, sai, solitamente d'estate non facciamo andiamo su argomenti un po' più leggeri, più cantabili, no? Perché comunque uno all'estate, sai, 18:30 magari uno arriverà dal mare, dal bagno, sì, esatto, dal pedocino, dal Cedas, esatto. E quindi vuole così passare, poi sarà l'ora dell'aperitivo, no? Quindi, tra l'altro mi piacerebbe, la sto studiando, fare una partnership con qualche azienda di produttore di vini del Carso e offrire un calice di frizzante fresco all'uscita. Non male, assolutamente. Una cosa del genere. Una bella idea. Allora, ci chiede Renata, fa una domanda da $1 milione, ma i giovani triestini si appassionano all'operetta? Allora, questo è un argomento... Non è semplice rispondere. No, penso, è un argomento che tra l'altro sta molto a cuore a chi l'operetta lo organizza. Infatti. Ci sono sulla carta grandi agevolazioni per i giovani che vengono a teatro, sia questo per l'opera lirica che per la prosa e anche per l'operetta, ovviamente. La maniera migliore per attirare dei giovani a teatro è coinvolgere dei giovani sul palcoscenico, perché giovane chiama giovane, ovviamente, nel senso che avere un corpo di ballo giovane, dei coristi, hanno una cerchia di amici, di giovani, che portano altri giovani sul palcoscenico. E questo l'Associazione Internazionale dell'Operetta e anche il Teatro Lirico, Verdi, anche nella sua stagione invernale ovviamente, e i Rossetti lo fanno ampiamente, e basta andare a teatro. Ci sono anche poi tra l'altro in diverse occasioni magari delle prove generali aperte solo per le scuole e solo per i giovani, ma questa cosa, voglio essere un po' controcorrente, a me non piace, perché vuole dire quasi un po' ghettizzare, della serie i giovani li fermo là e dopo primi, no, il giovane deve provare che cosa vuol dire una sera a teatro in mezzo al pubblico vero. Il vero spettacolo. Il vero spettacolo vero, sono non la prova sì. dove magari un cantante non è ancora in costume perché le sarte giustamente lo stanno finendo, o il direttore giustamente blocca e riprende, no. Il ragazzo deve venire a teatro vero, quello ordinario, non straordinario. Non straordinario, quindi questo è un modo per avvicinare i giovani, anche coinvolgere di più i giovani proprio nella preparazione dello spettacolo. Sì, poi dobbiamo calcolare anche, permettimi di dirlo, che insomma non viviamo in una città dove i giovani li trovi proprio... non sono tanti. No, ecco, io sento delle persone a Trieste, questo mi fa sempre un po' sorridere, che quando parli di alcune... Sì, ma il giovane, ma ha 60 anni... Tutto rispetto per i sessantenni, però il concetto di giovane è estremamente relativo. Questo ti fa capire che se parli con una persona di Lubiana, di un giovane, ti parlerà di un ragazzo di 20 anni. Parli con una persona di Trieste, una persona di 60 anni è giovane, perché è relativizzato alla gioventù Ti dirò che anche la signora Laura che ha telefonato prima, no? Che ha detto ha 87 anni, all'età di mio papà, quindi
mio papà è giovane. È giovane, cioè, certo. È assolutamente e se abbiamo giovane, detto tutto, appunto. No? Ecco, Esatto. è assolutamente giovane, non è anziano. No, poi c'è anche il concetto di anzianità e di gioventù che è molto cambiato. È vero, è cambiato. Io non ho 160 anni, però ricordo che quando ero piccolino qualcuno moriva a 75-78 anni, si diceva, beh, insomma, è il suo, lo ha fatto. Adesso quando una persona muore a 83-84 anni, si dice, poteva durare ancora, ecco, vuol dire che, e questo è un bene, non lo dico come un male, vuol dire che si è allungata la prospettiva di vita. No? Allora, a proposito di persone giovani dentro e fuori, il signor Gianni ci scrive, dice un caro saluto alla dottoressa e all'ospite graditissimo. Signore di nome di fatto, signore dello spettacolo, non intervengo in diretta perché rispetto le regole, perciò non telefono, ma la voglia di salutarlo è grande, perciò lo faccio con tutto il cuore, con queste poche righe. Gianni il Vecchio, dice. Sì, io direi il grande vecchio, anche perché saluto il signor Gianni che ha sempre delle bellissime perle quando telefona da dispensare, anche perché la figura del grande vecchio andrebbe valorizzata, una cosa della quale non ringrazierò mai abbastanza i miei genitori, la mia famiglia. Mi è sempre stata inculcata, lo dico nell'accezione positiva, il rispetto verso la figura dell'anziano, del vecchio, nel senso del sapiente, di colui il quale dà il buon consiglio, insomma, porta verso il giusto, verso il buono. E Gianni è una persona. E Gianni è sicuramente un rappresentante, è vero, fa assolutamente parte di questa categoria. Allora, Cristina invece ti scrive: Alessio, ara che te ga goulash a pranzo. Ah, sì, è vero, sì, Cristina la vedo tra l'altro più tardi perché deve consegnarmi un goulash che ha fatto. Ecco, quindi. Sì, no, perché sai, io sento molte persone che mi circondano, come che faccio mio, cosa che fa? Ma insomma, facile parlare. Andiamo voglio nel concreto, provare, insomma. No? Esatto, quindi Cristina oggi mi consegna piatto del preferito? Va difficile perché io sono a, come dire, vado a zone, nel senso che quando vado da Roma in giù, da Perugia in giù, io non sono un grande amante della pasta, però da Perugia in giù la pasta, ecco, per me per esempio quando penso a Napoli penso alla genovese, che al dispetto del nome è un piatto napoletano, ed è tra l'altro una cosa piuttosto similare al goulash, perché c'è tanta cipolla, tanta carne e tanto tempo quindi gli ziti spezzati alla genovese. Però quando penso al centro Europa penso al goulash, che credo quello che farà Cristina sarà un goulash, quello che intendiamo noi come goulash, quindi una sorta di spezzatino, perché invece in Ungheria il gulyás leves vuol dire la zuppa di goulash, è un brodo, no? Liquido. È un brodo, sì, infatti è tutto un altro. Quello che noi intendiamo come goulash a Trieste è pörkölt in Ungheria, quindi un'altra storia. E quindi però non disdegno. Quindi oggi goulash, quello diciamo alla triestina, all'austriaca, insomma, quello che conosciamo bene, quello che ci piace. Sì, con dei pezzettoni di carne belli consistenti. Benissimo, insomma, forse un po' presto per parlare di pranzo. E no, non è presto perché le signore, le brave massaie, a quest'ora cominciano a mettere sul soffritto perché deve andare molto lento, a tagliare le verdure. Si comincia pian pianino adesso, anche perché un buon piatto non richiede verso la busta e se è pronto, richiede una lunga preparazione. Io ho dei ricordi che oggi siamo sabato. Sabato per me voleva dire andare a dormire dalla nonna. Dalla nonna, è vero. E alla domenica mattina mi svegliavo un po' più comodamente che come andare a scuola e c'era già un profumo inondante di sugo e la cosa più bella era verso le 10 andare ad inzuppare, ad intingere il pane, insomma, fare una soppetta dentro la soppetta già fuori dalle pignata, con la nonna che mi correva drio magari con il cucciaro di legno per non... Avevo la nonna cuoca. Insomma. E cosa cucinava la tua nonna? Ma mia nonna cucinava piatti tipo il pasticcio, questi cannelloni, risotti, era brava a fare i risotti. La nonna della quale io... friulana, però. Nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. No, ma la nonna della quale parlo io pensa che lei era nativa dalla Puglia, della Puglia,
e da me e poi anche da mio fratello era chiamata nonna Gnocchi, perché faceva dei gnocchi, anche quelli, sì, straordinari, gnocchi che molti sai li passano sulla grattugia, invece lei gnocco per gnocco lo girava con la mano in maniera tale che raccogliesse meglio il sugo. Ah, ecco, faceva fare a me questo lavoro sulla grattugia. Anche a me, ma poi cosa succedeva? Che molte volte a suo parere non andava bene ciò che io facevo, quindi bisognava rimpastare il gnocco e ripassarlo. Era un lavoro mio o del mio nonno? Sì, della manodopera, insomma, lei era la mente. Benissimo, quindi oggi goulash, domani invece è pronto per lo spettacolo aperitivo d'operetta. Sì, domani 2 fettine di bresaola leggera, perché poi bisogna cantare. Ecco, sì, non si può, guai. Non si può, quella è la dieta dell'artista, del cantante. Beh, allora si evitano, almeno io preferisco non mangiare latte o latticini, perché mi dà quando devo parlare molto o cantare, perché mi dà un po' di fastidio alla voce, sporca la corda vocale. Se ho magari evito per un paio di giorni prima qualcosa con pomodoro, perché un po' è acido un pochino, e deve essere qualcosa di rapidissimo assorbimento e anche che dia energia. E quindi magari la cioccolata in pasta, allora un buon cucchiaino di miele, oppure un po' di bresaola. Io adoro la bresaola di Angus, che digerisco molto presto, molto facilmente, e va dà energia, quindi se bisogna in scena alle 16:30 vuol dire verso le 11:30 mezzogiorno mangiare un po' di bresaola. Si può mangiare un po' di bresaola. Invece Marco Englaro ci ha mandato la foto, invece della vignetta ci ha mandato la foto del goulash. Vediamo se riesco ma qua era in giuria, eccolo qua doveva essere in giuria, perché vedo i numeri a fianco ad ogni piatto. Mi sa di sì. Vedo varie realizzazioni, insomma, dello stesso piatto. Vedi come variano i colori da vero, tutti. Vero, infatti, questo dipende molto da quanto è stata cucinata la cipolla, da quanto concentrato di pomodoro c'è dentro o da quanta paprika c'è dentro, perché bisognerebbe usare la paprika dolce prevalentemente, ma anche un pochino di quella piccante, perché il goulash deve avere quel leggero, sembriamo dei sostituti della Clerici, sì? No? Vuoi cantare le tagliatelle della Pina? Esatto, no? Sì, certo. No, poi tra l'altro ricordiamo che un ragù, un sugo fu messo su leggendariamente da Bosazzi durante l'altra barcolana. È vero, infatti. E quindi anche Umberto potrebbe darci qualche suo parere, ricetta, no? E farci sapere come fa lui. Infatti, so che apprezza comunque questo piatto. Ma insomma, anche perché un buon goulash lo puoi mangiare con una polenta o con degli gnocchi sia di patate che di pan, o con degli spätzle, per esempio, con i gnocchettini. Adesso tutti a mangiare goulash, sicuramente. Abbiamo dato voglia. L'idea, assolutamente, insomma, è vero. Non manca. Come ha apprezzato tantissimo anche questo bellissimo concerto che avete fatto su Frank Sinatra, no? Beh, è il suo, no? Infatti siamo venuti con le 2 interpreti, con Elisa Columi, Francesca Marsi e Marco Malavega alla tastiera, e abbiamo fatto cantare anche Umberto. Anche Umberto, lui special guest. È il suo cavallo di battaglia. Certo, guest star proprio. Guest star, no? Umberto. Lui ci ha lietato più di qualche occasione, anche di qualche compleanno. È vero, infatti, assolutamente. Giusto così, che vuoi fare? Ripeterete questo Ripeteremo, sì, perché no? Perché anche il repertorio è così vasto che potremo sicuramente potete tirare fuori qualcosa. Sicuramente. Poi altre idee, insomma, dicevi appunto magari associare l'ora dell'aperitivo durante l'estate. Sì, sai, alle 16:30 d'estate un frizzantino fresco, una bollicina fresca, o magari una buona Vitovska piuttosto che una ribolla, insomma qualcosa di... no? Perché no, dai, potrebbe essere carino. Dopo aver sentito cantare uno dice, guarda, proprio una bollicina mi dissetta, potrebbe essere una buona idea, anzi lancio un'idea, se qualche produttore di vini locale mi sente e vorrebbe magari così affiancarsi, noi siamo così aperti a ogni contaminazione, anche perché così unire il piacere del palato con il piacere dell'ascolto, del teatro, della musica è sempre un piacere. Fate molto, insomma, questi esperimenti multisensoriali, no? Come dicevi. Guarda che io ho conosciuto Marco Stabile per una serata dedicata all'olio. All'olio, vedi, infatti, e quindi parliamo di della molti fiera. Anni fa, io avevo ancora i capelli e Marco quindi insomma parliamo di molti anni fa, anche perché, come ricorda molto spesso Marco,
io stavo cantando un must di Angelo Cecchelin, Addio Civitavecchia, e Marco in tutto il parterre del Roi di giornalisti, di produttori, era l'unico che sapesse le parole di Addio Civitavecchia. Quindi c'è stato subito, insomma, questo connubio immediato. Immediatamente. Allora ci scrive ancora Renata, dice se dobbiamo tirar fuori le nonne in cucina, io ho un bellissimo ricordo di nonna Carla, che la domenica faceva l'insalata russa, anche questo lo faceva mia nonna, e gli gnocchi col fagiano. Il nonno era cacciatore. Che buono! Complimenti. Che buono, poi anche a me piace non me ne vorranno gli ambientalisti, ma la cacciagione piace molto, anche questo molto. è qualcosa su cui andate d'accordo tu e Marco. Con Marco ci confrontiamo spesso con le ricette. Su queste ricette. Sul paiz, ovvero il salmì, insomma, quelle regole del paiz o salmì che dir si voglia. È un po' argomento di conversazione tra di voi, certo. Insomma, spesso. Torno solo un istante sullo spettacolo di domani, perché ci stiamo per salutare. Sì. Domani pomeriggio chiudiamo la stagione con un bellissimo spettacolo concerto, Veronica Foia, Marzia Postogna, il sottoscritto, Corrado Gulin al pianoforte e alcuni ospiti a sorpresa, dei quali non rivelo nulla. Aperitivo d'operetta, dalla Sarsuela all'operetta danubiana, all'operetta italiana, con le arie comiche, quindi più divertenti, alle arie più languide, romantiche. Teatro Miela, ore 16:30, ancora qualche biglietto disponibile. Chi ha tempo non aspetti tempo, quindi li può comprare già sul circuito di Viva Ticket via internet, altrimenti al ticket point di Galleria Rossoni, oppure oggi dalle 17 alle 19 alla Cassa del Teatro Miela, o domani dalle 15:30 la Cassa del Teatro Miela è aperta. Venite comunque anche se i biglietti sono pochi, perché ci sono delle prenotazioni e poi magari qualcuno all'ultimo rinuncia, quindi mai molare. In più faremo anche la possibilità di alcuni posti in piedi a dei prezzi stracciatissimi, così da ascoltare magari solo qualche aria. E poi così domani avrete anche poi tutta la scheda con tutti i programmi estivi e del prossimo anno, così rimaniamo in contatto. Restate assolutamente in contatto. Aperitivo d'operetta. Aperitivo d'operetta. Grazie Alessio Colautti, e torna a trovarci. Grazie a voi presto. e come sempre grazie a Tele4 che ci dà lo spazio. Grazie tante. Allora noi ci fermiamo, grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata.